Festa della mamma e benvenuti all'altra domenica. Oggi stiamo in diretta dal centro commerciale Gran Fiume. Buon pomeriggio Giovanni. Allora, buon pomeriggio a tutti, un lieve ritardo per problemi tecnici, salutiamo naturalmente tutti i tecnici che ci consentono di andare in onda sia qua dal centro commerciale Gran Fiume Grand Shopping che in sede centrale in Viale Venezia, appunto, sede centrale di Telepordenone. Partiamo subito raccontandovi che, Omar Battistone, buon pomeriggio. No, che l'Inter è riuscita nell'ennesima impresa di perderne un'altra e quindi col Sassuolo è riuscita a perdere in casa, pensate, nel lunch time, vi dico anche i marcatori, pensate che addirittura perdeva non 1 ma 2-0, un attimino che si carica la stufa legna qua, e allora Sassuolo 2, Inter 1, doppietta di Iemmello, pensate, 36esimo e 50esimo, e al 70esimo Eder. La Ferrari non è dato da sapere, magari dopo la nostra regia ci informa, ma andiamo subito a vedere in questa puntata speciale della festa della mamma proprio qua dal Gran Fiume Grand Shopping, mentre l'Udinese è ancora sullo 0-0 col Crotone a Crotone che ha cominciato molto bene, già un paio di occasioni da gol per gli amici calabresi. Vediamo, abbiamo due figure un po' inquietanti. Per la festa della mamma le due figure un po' inquietanti. Un po' assassine. Un po' assassine. Chi sono quelle due figure un po' così? Sono la Nicole e la Michelle. Nicole e Michelle, la cui mamma è qua che è Sonia Borgonovo. Esatto. Allora, tutto ciò perché, Lucia? Perché sono venute vestite così? Beh, intanto hanno scelto un cosplay adatto, come avete notato, alla festa della mamma. Alla festa della mamma, senz'altro. Perché in realtà questa maschera, cioè, loro rappresentano chi? Assassin's Creed, quindi diciamo facciamo fuori le mamme, no? No. Alla festa della mamma, Sonia, buon pomeriggio. Guarda, ti è andata bene perché sai che devo andare a un evento dopo, perché sennò sarei venuta anch'io vestita così. Perché facciamo la squadra degli assassini. Perché domenica prossima. Aspetta, Lucia, che presentiamo anche gli altri due amici che ci hanno raggiunto. Ivan e Laura. Ivan e Laura, che fanno parte tutti di questa bella troupe, di questa bella squadra. Che domenica prossima cosa c'è, Lucia? C'è il Naoniscon, che è la qua. fiera del fumetto, diciamo, di Pordenone Games and Comics, 21esima edizione, e loro saranno presenti, ovviamente. Addirittura alla 21esima edizione sono arrivati. 21, sì. Pensa che io da 20 anni non so di questo, lo vengo a sapere adesso dopo 21. Allora ti do un'ulteriore informazione. Sì. Che se ci fosse qualche amministratore che ascolta, magari drizza le orecchie. Luca Comics, quest'anno ha fatto 257.000 biglietti. Sì, ha una modica cifra, adesso non mi ricordo, il prezzo del biglietto mi sembra 40 euro. È 40 euro, mi pare 2 o 3 giorni. Quindi più tutto l'indotto che porta. Certo. Fai due calcoli, stiamo parlando di cifre veramente. Ma tutto ciò in che località si è tenuta? Lucca. Quindi parliamo della Toscana. Che attualmente detiene anche il primato come europeo, come ritrovo di cosplay. Quindi se ci fosse qualcuno che è attento a queste cose qua, potrebbe fare Pordenone, il Luca Comics del Nord. Quindi Pordenone, no? Comics. PN Comics, sarebbe più bello, no? PN Comics. Bene, naturalmente abbiamo fino alle 15, alle 17:30 per parlare di questo. Avete già visto, e ringrazio Omar Battistone che oggi ci enuncerà. Vedete, lui ovviamente è un alpino in onore della grande adunata che si sta svolgendo a Treviso. È venuto, tu eri sottufficiale, caporal. Buon pomeriggio Pamela, benvenuta. Tu eri sottufficiale. Caporal maggiore istruttore. Caporal maggiore istruttore, artiglieria da montagna. No. Alpino. Ma chissà perché immaginavo artiglieria. Dopo ci spieghi tutte queste mostrine qua. Eri del sesto o del nono? Dopo 25 anni, se me le ricordo. Eri del sesto o del nono? Sesto. Ah sì, perché il verde è sotto la tenda, Sta a cantarla sotto la tenda. Sono senza voce. Vabbè,
Allora, poi abbiamo il piacere di avere due grandissimi musicisti, un piacere averli con noi per la prima volta. Esatto, allora abbiamo Eleonora Quinci. Buon pomeriggio Eleonora, grazie di essere accompagnata dal qua. marito Federico, e Matteo Calvagno, accompagnato dalla fidanzata Sofia. Ecco, allora loro due sono gli artisti, gli altri due sono marito e fidanzata. Gli accompagnatori. E gli accompagnatori, che è Esatto. giusto, perché qualcuno deve portare la chitarra e il microfono, no? E giustamente il marito porta il microfono e la fidanzata porta le chitarre. Fanno Fa le le foto. anche. Dopo Peter, se magari gestisci, Peter Stefanuto, naturalmente Cinzia Baradel. Un gradito ritorno, Pamela Bonesso con noi. Buon pomeriggio Pamela. Buon pomeriggio a tutti. Vabbè, lei oramai fa parte della struttura, la Giada, buon pomeriggio, carissima Giada. E allora E vediamo, invece- lui e poi è Silvano, buon pomeriggio Esatto. Silvano. Ritornato il mio valletto Silvano. Colui sì, che certo. ha questo splendido Confermo. furgone Vito, grazie a Stream Car Audio, c'è Ovidio con noi. Ciao, buon pomeriggio. Con la 500 e poi c'è anche Emanuele Emanuele invece è con quel carro là, dopo magari lo inquadriamo bene, l'abbiamo già visto a Fagnigola. Buon pomeriggio e buona festa della mamma di Pamela, naturalmente. Tanti auguri a tutte le mamme. Tanti auguri a tutte le mamme, ecco, anche alla mamma di Pamela. Allora, vediamo cosa succede questo pomeriggio in Serie A. Ricordiamo che siamo alla 36esima puntata, se ci mandate la schermata, 36esima puntata, 36esima giornata. Giocato ieri, come vedete, Fiorentina Lazio 3-2, Atalanta-Milan 1-1. Come dicevamo, l'Inter riesce nell'impresa titanica di perdere anche col Sassuolo in casa, e quindi il cambio di panca non ha dato alcun tipo di vantaggio. E vedete il programma di questo pomeriggio, e questa sera la Juventus per la sesta volta consecutiva potrebbe cucirsi lo scudetto addosso. Ma prima di vedere la classifica mi sono dimenticato di Megan. Ma come ci si fa a dimenticare? Non di Denise, di Megan mi sono dimenticato. Guardate che splendore. Denise Magazzù, ovviamente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Se inquadriamo per favore, ecco, là sotto, guardate, c'è anche con Megan, che anche lei giustamente vuole presentarsi. Vediamo se ci dice qualcosa Megan. Ecco, sì, Megan. va bene. Ricordiamo che Concordo. Denise è un'istruttrice, no? Sì. Sei un'istruttrice di cani, lei è la tua cagnolona? Sì, è una bagnina. Io Lei è sono una bagnina. conduttrice. Tu sei conduttrice, Conduttrice. perdonami, perché è sempre difficile, no? I termini precisi. Lei è una conduttrice cinofila ed è la prima della provincia di Pordenone. Bene. È la prima donna del Friuli Venezia Giulia. Benissimo, vedete la splendida Megan che dopo magari canterà con noi. Magari, Eleonora, quando canti tu vieni a farti i corretti Megan, e senti che bella voce squillante che ha, no? Guarda, adesso una grattatina che ci sta sempre bene. Allora, abbiamo visto la 36esima giornata, vediamo la classifica. Naturalmente Sassuolo con 3 punti in più, vedete, come dicevo, la Juve che questa sera può portare a casa lo scudetto, basta un pareggio mi sembra. Tu correggimi se sbaglio, ovviamente, Omar Battiston, perché voglio salutare a questo proposito Carlo Luna, che purtroppo, come vedete, non è qui con noi perché ha avuto un problema di natura fisica, ovviamente niente, adesso sta bene, quindi rassicuriamo tutti se non lo vedono. Ciao a Carlo che sicuramente ci segue da casa, ciao E ci messaggerà. a Elisa e a tutti i loro cani. Non mi ricordo quanti ne hanno oggi a casa, perché loro insomma sono molto molto generosi. Questa è la Serie A che abbiamo visto, tele bloccata, c'è un fermo immagine, grazie Carlo, ci aveva già scritto, vedete? Allora, quest'oggi si giocano anche la prima giornata dei playoff per quanto riguarda la Lega Pro. Se lasciamo stare la classifica della Serie A, grazie. E andiamo su Lega Pro, eccole qua, vedete, giocata ieri Gubbio San Benedettese 2-3, e quindi la San Benedettese a sorpresa giocava in trasferta, è riuscita a passare il turno. Questo è un turno secco, ricordiamolo, il primo turno dei playoff per quanto riguarda la Lega Pro. Questo pomeriggio, come vedete, si è cominciata alle 14:30 a Padova Albino Leffe. In questo momento, a sorpresa, al 45esimo del primo tempo, l'Albino Leffe è in vantaggio a Padova sul Padova per 1-0. Più tardi, alle 16:30, Reggiana Feral Salò e Pordenone Bassano si giocherà alle 18 allo Stadio Bottecchia. Io invito tutti gli amici che ci stanno guardando ad andare a riempire il Bottecchia. Nel frattempo il Crotone va in vantaggio sull'Udinese, ma caro Omar, c'è da aspettarselo perché l'Udinese non ha più niente da dire e il Crotone si deve salvare, Crotone no? ha ancora qualcosa da dire, ha delle Sì, il speranze. Crotone ha ancora qualcosa da dire. Vediamo se ci fanno vedere il replay, perché io stavo andando avanti con la Lega Pro, ovviamente. Vediamo se riusciamo a commentare. Azione sulla sinistra Quindi del si avvera il Crotone. pronostico di Sonia. Allora, cross al centro. Stavo dicendo. Tiro da fuori, no? Sì, un tiro da... Un tiro deviato, quindi sì, il gol comunque dell'attaccante. Vediamo cosa è successo.
Un tiro normalissimo. Deviato sarà Falcinelli, che tanto li fa tutti Liberissimo, lui. d'altronde perché marcare un attaccante? No, non è Falcinelli, è un nome che non riusciamo a scorgere. Va bene, questo è dunque il pomeriggio. Più tardi alle 17 comincia all'ingresso principale del Gran Fiume Grand Shopping una bellissima rappresentazione, la grande bellezza, tutti i musical di Broadway raccolti e esibiti dal vivo, sempre qui al Gran Fiume Grand Shopping, all'ingresso principale, quello in pratica davanti a Luci Cinema, per intenderci, magari se voi venite più tardi, vero Omar? No, sono già qua. No, tu sei entrato dalla parte dei ristoranti, invece bisogna entrare dalla parte degli UC Cinema per vedere. Dal lato Vips. Dal lato chi? Vips. Senti, al volo un pensiero per le mamme che ci guardano da casa, tu che sei scrittore, senza leggere, te lo devi inventare così. È la festa della mamma, un pensiero per le mamme che ci guardano da casa. Io credo che al di là dei soliti discorsi, quando uno dice mamma, dice tutto, perché mamma significa l'inizio, il continuo, la fine. Noi nasciamo dalla nostra mamma, dipendiamo per tanti anni dalla mamma, qualcuno anche troppo, dobbiamo dirla, e tutto sommato anche in tarda età, quando hai bisogno di un consiglio, un aiuto, un qualcosa, la prima persona che pensi veramente è la mamma, almeno in linea di principio, poi ogni famiglia è a sé. Mamma è tutto, la mamma è vita, è tutto. Allora, adesso facciamo un piccolo sondaggio. Denise e Nicole, cosa avete regalato alla mamma oggi che era la sua festa? Prendete un microfono che ce l'avete là da qualche parte. Allora, oggi non abbiamo fatto niente, Benissimo. però avevamo fatto una serata tacos per festeggiare mamma qualche giorno fa. Una serata tacos? Sì, in realtà noi, siccome non avevamo tempo oggi, abbiamo istituito la festa della mamma il 10 di maggio. Che poi ricordiamolo, Perché teoricamente una volta- sarebbe l'8 di maggio. Ecco, io sono andata su una via di mezzo, allora la madrina di battesimo di uno dei miei 4 figli, americana, ha pensato bene di farci trovare tutto il Mexican food. Quindi io non ho cucinato niente, è arrivata con le pentole, il mangiare, e quindi grazie Shari che ci ha festeggiato così. Ecco, Bello. bellissimo. Chi è qua? Megan guarda Megan, Non è Megan. C'è un cagnolino che sta abbaiando, si vede che ha visto Megan. E c'è Megan incredibile. Ma è tranquilla lei, bravissima. Ha un musetto da attenta adesso non più. È bellissima. Denise, tu la mamma invece come l'hai... se passate il microfono cortesemente. La tua mamma come l'hai festeggiata oggi? Una slimazzata di Megan? No? Lei dà sempre bacini a tutti, ne ha per tutti, sì. Cara. Allora no, ogni anno in realtà ho sempre pensato a super regali o quant'altro, invece quest'anno le ho fatto semplicemente una sorpresa prendendo dei pensierini in giro per casa, quindi quando si è svegliata ha trovato questi pensierini scritti da me e basta. Sì, da me. E invece Eleonora, la tua mamma come l'hai festeggiata oggi? Se passate il microfono a Eleonora, grazie. Che bello saltare da una parte all'altra. Ovviamente le ho dato un gran bel bacio, Sì. e le ho portato una piantina con delle piccole roselline rosa, perché secondo me a lei piacciono molto i fiori, le piante, per cui era uno dei regali più adeguati e un bel pensiero, penso, insomma. Tu invece la tua mamma come l'hai festeggiata oggi? Io sbaglioniato i nipoti. Ecco, benissimo, è un bel regalo. We Love da parte di Carlo Luna, We Too Carlo, ciao Carlo Moon, caro, ciao. Eleonora, una canzone per le mamme, ce la fate? Che non deve essere a tema della mamma. Potrebbe anche starci in realtà, perché è un mio brano che si chiama Piccola. Sì? E è un inno un po' all'apprezzarsi per come si è, per le qualità che ognuno di noi ha, indipendentemente dalla statura, dalle difficoltà che si possono incontrare, quindi piccola, dai. Ok, dai, Lo allora, facciamo? Prego, allora vediamo come si intitola la canzone? Piccola. Piccola. La mia mamma ad esempio è piccola, saluto anch'io la mia mamma, non si dovrebbe fare ma lo faccio, sperando che ci stia guardando e che sia tutto bene. Allora, siete pronti? Jacopo, siete pronti? Ecco, Megan commenta, Megan è già contenta, vedi? Megan ha dato il via. Ti sta già applaudendo Megan. Allora, pronti a partire, ricordiamo ancora Crotone 1, Udinese 0 e vabbè, così è il calcio. Prego.
Quante volte ho visto il mondo con il naso in su, dietro sogni troppo grandi persi dentro al blu. Ma non so arrendermi. Quante volte sopra i tacchi ho barcollato un po' per sentirmi alla tua altezza, ma stavolta no. Potrei sorprenderti. Chi ha detto che da una scintilla non potrà nascere una stella più splendente accanto a te? Perché io sono piccola, col cuore di un ciclone, piccola, un sole che ti scalderà con una grande anima. Mi vedi, sono piccola, negli occhi un'emozione, è piccola, l'amore mi solleverà e io sarò bellissima. La mattina anche in ufficio ti accompagnerò, nella tua 24 ore mi nasconderò. Non so resistere. Portami nelle tue tasche, non lasciarmi mai più. Dammi un bacio con le ali e volerò più su. Oltre le nuvole. Ci pensi che io per arrivare fino a te in punta di piedi posso stare senza dolore, perché io sono piccola, coi tacchi dentro il cuore, è piccola, un sole che ti scalderà con una grande anima. Mi vedi, sono piccola, negli occhi un'emozione, è piccola, l'amore mi solleverà e io sarò bellissima. Mi vedi, sono piccola, coi tacchi dentro il cuore, è piccola, un battito che suonerà, sarà la nostra musica. Mi vedi, sono piccola, negli occhi un'emozione, è piccola, l'amore mi solleverà e io sarò bellissima. Grazie. Bravissima, bravissima. Oh, allora, ci sono parecchie variazioni in Serie A, i primi 25 minuti veramente scoppiettanti. Allora, Sampdoria-Chievo 1-0, Cagliari-Empoli 2-0, quindi pensate adesso il Crotone, se non sbaglio, è a un punto dall'Empoli, vero Omar? In questo momento Crotone, ricordiamo, sta vincendo con l'Udinese per 1-0. Incredibilmente il Palermo riesce a essere in vantaggio col Genoa 1-0, ricordiamo che il Palermo è già in Serie B. E a Torino il Napoli è in vantaggio col Torino per 1-0 e quindi controsorpasso alla Roma. Ricordiamo che questa sera partita importantissima allo Stadio Olimpico dove si può decidere il campionato, ovvero sia Roma-Juventus. E come dicevamo, Crotone-Udinese 1-0. Per quanto riguarda la Lega Pro, ricordiamo che si sta giocando solamente una partita al momento per quanto riguarda il playoff appunto per l'eventuale promozione in Serie B. A Pordenone, a Padova, fine del primo tempo, l'Albino Leffe è in vantaggio sul Padova per 1-0. Ricordiamo anche che a partire dalle 16 ci sono ben due partite in Serie D che riguardano il girone C, ovvero sia quello della regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Alle 16 i primi due partite di playoff, Triestina Albano Calcio e Campo d'Arsego Virtus Vecom Verona. Tutto ciò comincia alle 16. Voglio anche sottolineare la grandissima partita giocata ieri dalla Gemonese, che allo Stadio Friuli ad Udine nella Supercoppa dell'Eccellenza del Friuli Venezia Giulia ha schiantato il Charlis Muzzane per 4-0. Quindi quest'anno la Gemonese, sempre col Charlis Muzzane in finale, ha vinto sia la Coppa Italia, ma quella l'aveva vinta 1-0 a gennaio, il giorno della Befana, se vi ricordate,
E invece ieri allo Stadio Friuli, con una buona presenza di pubblico, oltre le 2000 persone, il Charly Smuzzane ha perso con la Gemonese per 4-0 e pensate che il portiere della Gemonese ha addirittura parato 2 rigori al Charly Smuzzane, quindi è una partita senza se e senza ma. Complimenti al presidente Preto della Gemonese e ai suoi ragazzi. Io devo andare a bere qualcosa. E quindi? Glielo facciamo dire a lei, vediamo se lo ricorda. No, ma lei era sempre originale quando lanciava la pubblicità, quindi... A proposito, cosa hai regalato alla mamma? Veramente io gli ho fatto gli auguri l'8 come da tradizione, quindi io oggi non gli ho regalato niente. Comunque gli ho fatto da mangiare io quella sera, dai. Ah, hai offerto tu la cena l'8 sera? E dove siete andati? Non si dice. Ma se dai! no dopo tu contatti non dove eri mica col mangiare. moroso, eri con la mamma, dove siete andati? Non te lo dico. Adesso vado a chiedere alla mamma io dove siete andati. Adesso vado a chiederle e poi... Non te lo dico. Non me lo dici. No, comunque immagino che io e te dobbiamo andare a bere un bel bicchiere di vino, vero? Di vino? In 4 minuti. In 4 minuti? Proprio lo spariamo giù. Sì. Vabbè, allora ci vediamo tra... Anche 4 e mezzo. 4 e mezzo. Però riesce a berne 3, GP. Allora riusciamo, dai. Ci vediamo tra poco. Noi non abbiamo segreti, ma solo buone idee e persone motivate. ACMA Tecnologia per l'agricoltura. Da noi potrete trovare l'esperienza e la minuziosa conoscenza sulla migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA concessionaria Claas, con numerosi modelli di trattori, mieti trebbie, trince, sollevatori telescopici, presse quadre, rotopresse, macchine per raccolta foraggio. ACMA è anche servizio ricambi perché le vostre macchine siano sempre al top delle prestazioni. Venite a trovarci, vi faremo toccare con mano la migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA, da sempre al vostro fianco. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Qualsiasi necessità per la vostra abitazione, la vostra azienda, il vostro giardino. Impresa edile Vazzoler Narciso, unica con il servizio pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Interventi chiavi in mano. Pensiamo a tutto noi con sopralluogo e preventivi gratuiti. Qualsiasi intervento edile. La passione che ci contraddistingue a partire dall'impresa paterna. Impresa edile Vazzoler Narciso. Garanzia di ottimi risultati. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure. STIP, servizio di trasporti nazionali. Adesso con la nuova flotta di semirimorchi. Le tue merci ancora più in sicurezza e la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali. Servizi groupage e collettame da e per tutte le località. Servizi di lotti e carichi completi. Servizi di trasporto espressi e dedicati. STIP Spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP Spedizioni, le tue merci in mani sicure, con la nuova flotta di semirimorchi. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto hi-fi car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'hi-fi car. 10 anni, ora più di allora, LC Promotion.
ideazione e realizzazione grafica al servizio della vostra azienda. Stampa digitale dal biglietto da visita al grande formato, su qualsiasi materiale. Personalizzazione vetrine, automezzi, furgoni. Car wrapping, interior wrapping, distribuzione volantini porta a porta. LC Promotion, sempre a fianco della vostra azienda. Qualità, scelta, gusto. Al Buon Gustaio, un'infinita varietà di pizze. Ogni mese una pizza speciale a soli 6 euro. E novità, club sandwich più patate dippers a 7,50 euro. E Happy Child Menu, nuggets più bibita più sorpresa a 5,40 euro. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Al Buon Gustaio, più buono di così. Bentornati all'altra domenica. Giovanni. Tu, a parte questo, No, vabbè, hai gli aggiornamenti. C'era Carlo, gli chiedevo gli aggiornamenti. Non c'è, ce li hai tu? Perché allora, se no mi metto a cantare. Esatto, il Bologna che pareggia col Pescara, o meglio il Pescara, perdonatemi, che pareggia col Bologna, e quindi in questo momento Bologna-Pescara 1-1, tutto il resto è invariato. Nel frattempo sentite che è bello perché qua al centro commerciale ovviamente, come vedete, i cani possono entrare, ci sono anch'io che conduco, quindi più di così, ma è bello perché poi si incrociano e ci sono questi bei duetti canori tra di loro che sono molto, molto divertenti. Dunque dicevamo che il Bologna-Pescara 1-1 per quanto riguarda la Serie A. Ricordiamo ancora una volta, perché è una squadra, l'Inter Omar Battiston, che dà grandi soddisfazioni ai propri tifosi, anche quest'anno Diciamo che sono contento di non essere interista. Sei contento di non Comunque essere volevo interista? lanciare un appello agli interisti che se vogliono magari queste ultime settimane li traghetto io, tanto. Li traghetti tu? Porelli, cioè. Vai tu. Sì, anche perché pensa che comunque prendano bei soldi anche per fare 3-4 partite in Serie A, no? Prendono lo schettino direttamente? Tanto. Tu dici più tragedia di così, Con no? amicizia, Vabbè. Io sono uno sportivo. Ricordiamo allora che l'Inter ha perso in casa 2-1 a partita di mezzogiorno e mezza, e le altre partite: Sampdoria sempre 1-0 col Chievo, Cagliari-Empoli 2-0, Palermo-Genoa 1-0, a Torino il Napoli in vantaggio sul Torino per 1-0, come dicevamo Bologna-Pescara 1-1, e ancora a Crotone il risultato è a vantaggio della squadra di casa, ossia del Crotone, per 1-0. Andiamo a vedere anche velocemente la classifica. In questo momento il Crotone, infatti, come dicevamo, è a solamente un punto. Ecco, vedete il Crotone con 3 punti al momento va a 31, l'Empoli sta perdendo e quindi veramente sarebbe un miracolo, però pensate che siamo alla 36esima giornata, quindi ne mancano 2 e quest'anno ci si salva neanche a 40 punti. La famosa quota 40. 40 non esiste più. 0. Ecco, pensate quanto basso è il livello tecnico in Serie A in Italia, no? Perché veramente togli le prime 3 là per aria, no? Sì. Qualche squadra lì. Ma che si è visto fin dall'inizio del campionato che quest'anno le 3 predestinate se ne erano 3, si erano 4. subito che era Palermo. No, si metteva sempre anche l'Empoli, no? Dentro, non si capiva. Crotone ancora in avanti, una girata, si blocca lo streaming in questo momento, è bellissimo. Vediamo se riescono a riavviare. No, perché è un'azione importante del Crotone che si è affacciato davanti a Scuffetti. Ricordiamo che oggi gioca Scuffetti in porta. Vediamo se il Crotone ha raddoppiato. Scusate se ogni tanto ci va in palla. Questo era un fallo a centrocampo. Vediamo cosa succede. No, non ha segnato il Crotone, ancora 1-0. Crotone 1 e Udinese 0. Ricordiamo che più tardi alle 18 gioca il Pordenone al Bottecchia, la prima partita dei playoff col Bassano. Non pensiate che sia come a febbraio, quando il Bassano venne a Pordenone e ne prese 6. Oggi sicuramente è una partita molto molto più difficile. Tu, Peter, alla mamma cosa hai regalato, ad esempio? Io alla mamma ho fatto un regalo che mi sono svegliato presto. Per la tua mamma è un regalo? Sì, e mi ha fatto che fare i lavori a casa. Ti ha fatto fare una gran parata di Scuffetti, tra parentesi, scusateci, una bellissima girata di un'attaccata del Crotone e Scuffetti che intuisce sulla propria sinistra. A parte gli scherzi GP, no, gli ho messo una bella foto su Facebook di quando era giovane che guidava la moto, con tutti i commenti, quindi è stata contenta di vedersi quando era giovane. Sì. Bene.
Allora, io direi, tante manifestazioni, siamo oramai a maggio e quindi ci sono un sacco di belle cose un po' in giro per tutto il Friuli Venezia Giulia e anche il Veneto. Una cosa in particolare molto bella e molto divertente è la manifestazione, prima volta che viene organizzata e fatta a Pordenone il prossimo weekend, ovvero sia Pordenone Viaggia. Una bella idea organizzata da Alberto Cancian, Andrea Buzzai e un sacco di altri amici, ovviamente col supporto del comune di Pordenone. E venerdì c'è stata la conferenza stampa, siamo andati da Alberto Cancian a intervistarlo perché ci spieghi che cos'è questo Pordenone Viaggia, con una madrina d'eccezione che quando è una bellissima donna, ma quando era giovane era Mediaset. E mi ricordo che non so se faceva la letterina. No, non quella sei... foto lì non c'entra, non penso. Quello ero io da giovane. Quello eri tu da giovane? Aspetta, una ventina d'anni fa. Mi sa che lo stanno per farla tornare a vedere. No, già fatto, va bene. No, tranquillo. Andiamo avanti dopo, dai. E allora vediamo la presentazione di questa bellissima manifestazione Pordenone Viaggia, venerdì e sabato e domenica prossima. Prego regia. Con Alberto Cancian, prossimo weekend, Pordenone Viaggia, una tua idea insieme ad Andrea Buzzai e ovviamente col comune eccetera. Raccontaci un po' di questo viaggio di Pordenone Viaggia. Allora, è un viaggio nel territorio prima di tutto, quindi 19, 20, 21 maggio in Biblioteca Civica, ma parleremo del territorio pordenonese e anche dei pordenonesi che si spostano nel mondo, e quindi parleremo anche del mondo, però con dei temi fondamentali che sono la sostenibilità e i valori umani e sociali legati al viaggio. Questa è la base attorno alla quale si sviluppa Pordenone Viaggia. Una madrina d'eccezione, Licia Colò, famosa proprio per programmi dedicati al mondo dei viaggiatori, del turismo insomma. Dei viaggi, del turismo e della sostenibilità, perché lei è sempre stata la paladina, no? Dell'attenzione all'ambiente, del turismo sostenibile, e quindi anche per questo abbiamo scelto lei come madrina e come ospite grandissimo, nel senso che effettivamente dà un rilievo mediatico importante, ma lo dà anche dal punto di vista dei valori della sostenibilità. Ho visto nel programma tantissimi appuntamenti, secondo te quali possono essere gli appuntamenti principali in mezzo a tutti questi che avete organizzato? Questa è una domanda da 100 milioni di euro, però sicuramente l'incontro con Licia Colò, che c'è sia all'inaugurazione il venerdì alle 18:30, ma anche la mattina del sabato alle 11. Ma poi abbiamo un incontro con il biografo di Tiziano Terzani, quindi parleremo di Tiziano Terzani, che è il riferimento per la letteratura di viaggio in Italia, ma poi l'incontro con Giampiero Papassodero, che ha portato in giro per l'Italia nella sua Harley dei ragazzi con la sindrome di Down, quindi il viaggio accessibile, e poi tantissime cose. Guarda, ci sono dei blogger che sono degli influencer di fama nazionale che verranno qui sabato pomeriggio, domenica pomeriggio, e poi veramente sarebbero tutti gli eventi non sono da non perdere, dai, diciamo così. Quindi prima edizione di Pordenone Viaggia, l'appuntamento è per il prossimo weekend, un tuo invito agli amici che ci guardano nel telegiornale. Ok, vi invito a partecipare a questa manifestazione sia perché ha degli eventi belli e importanti, ma anche perché ha un filo conduttore vero e solido dal punto di vista dei valori, che adesso è importante questo prima di tutto il resto. Bellissima iniziativa. Molto molto bella, molto interessante, quindi a chi piace il mondo del turismo, del viaggio eccetera eccetera, belle conferenze con grandi personaggi del settore. Ricordiamolo ancora che poi in realtà è #Pordenone Viaggia, il vero titolo della manifestazione, a partire da venerdì prossimo per 3 giorni a Pordenone. Insomma, una cosa molto interessante. Nel frattempo il Crotone continua a dominare sull'Udinese, altra grandissima occasione, in questo caso Scuffet gli è stata regalata la palla in mano in pratica, però c'è da dire che il Crotone merita ampiamente, anzi forse meriterebbe qualcosina in più, perché noi, sì, io sono anche appassionato dell'Udinese, però bisogna dire la verità, in questo momento l'Udinese non la vede proprio la palla, proprio non la vede. Mi racconti l'autoregalo per la mamma? Ieri siamo andati a fare shopping e si è scelto il regalo. Diciamo bene, il regalo di Giada per la mamma è questo, no? Com'è? Che si è fatta il regalo da sola. Si è autoregalata. Esatto. E in più, diciamolo fino in fondo, siete andati in un posto dove tu anche lavori. Sì, esatto. Che hai lo sconto, per cui te la sei sconto. cavata col 25% di sconto. Quindi Esatto. complimenti. Beh, anche brava la mamma però a venire nel posto dove lavori tu, no? Esatto, sì, Ecco. sì. Ma alla fine che cosa si è presa, che siamo curiosi? Una maglietta. Una maglietta? Sì. Maglietta di quelle importanti o di quelle cose tranquille, estive, così? No, bella, estiva, gli piaceva molto il colore, se l'è presa rosa. Ah, ho capito. Sì. Senti Denise, ma Megan cosa ha regalato alla sua mamma? O ci hai pensato tu? Ecco, c'hai lì il microfono, guarda che c'è qua il microfono. Megan, tu cosa hai regalato alla mamma?
Meghan ultimamente sta regalando tanti peli. Tanti peli, benissimo, anche tanti bacini. Tanti bacini, tante coccole, super affettuosa. Sì, sì. E quindi 3 anni e mezzo. Appena fatto 3 anni. Appena fatto 3 anni, scusami. Sì. Ed è con te da? Da quando aveva quasi 2 mesi. Ah, proprio da piccola. Sì. Ascolta, ma raccontaci un po' com'è la vita, non con un cane, che tanti hanno cani, con un cane particolare come questo, ovviamente, che è un salva uomini, tra virgolette, no? Sì, sì. Non saprei, in realtà lei vive con me tutto il giorno, viene con me anche all'università. Dai. Io studio veterinaria, quindi è ammesso. Sì. Non è nessuna eccezione particolare. Allenamenti, guarda. alimentazione. È come te, mi piace farsi fare i primi piani. Eccoci. Sì, sei tu, guarda che sei là, guarda. Guarda Meghan, guarda dove sei. Guarda Meghan. Cara. Ecco l'altro che risponde. E questo è il bello del centro commerciale. Ecco, vediamo se magari si incontrano. Ecco. Di qualcosa. Non è da mangiare, amore. Dai, di qualcosa. Abbaia bene. Abbaia? No, non abbaia a comando. Sì, quindi sì. è un cane intelligente. No, ma... Abbaia che a comando. Abbaia a comando. Ecco, vedi, adesso si è girata e non abbaia più. Basta. Hai già avuto l'occasione di fare un salvataggio di quelli importanti? State ancora addestrandovi? Allora, l'addestramento c'è sempre. E abbiamo svolto l'esame a Roma a ottobre, però ovviamente per le temperature non era più fattibile praticare. Adesso stiamo aspettando la bella stagione. Chi è là? Adesso vedete, adesso Meghan si è vista nel monitor che abbiamo noi del ritorno, no? E dice, ma chi è quella là che non conosco? Sei tu Meghan, è come lo specchio, vedi? Ecco. È divertentissimo. È bello. È bello perché lei si vede nel monitor e ovviamente abbaia. Sembra quindi... Johnny Stecchino quando fa non mi somiglia per niente. No, mi somiglia. Guarda. Quindi dicevi, non siete riusciti a fare questa prova ovviamente perché a ottobre era no, un allora po' fresco, praticamente credo. in Friuli Venezia Giulia non è neanche tanto diffusa come cosa. Infatti hanno instaurato, hanno messo su un gruppo idoneo. Sì. Sia di cani, che ovviamente già noi eravamo bagnini, sì. E hanno creato questo gruppo. Noi siamo i primi in Friuli Venezia Giulia. Io sono la prima ragazza di Pordenone. Certo. Invece ho anche altri 2 compagni in squadra, ma uno è di Udine e uno è di Trieste. Ho capito. Insieme ci siamo uniti e abbiamo instaurato l'unità cinofila insieme al nostro insegnante che è di Trieste. Bene. E come proseguirà questo gruppo? Cioè, cosa andrà a fare nei prossimi tempi? Allora, oltre a vederci nelle spiagge o comunque qua in zona, ci hanno già proposto di andare a lavorare con la protezione civile e nelle scuole, come informazione proprio e con la pet therapy. Almeno io personalmente ho ricevuto delle proposte di lavoro all'ospedale di Pordenone per la pet therapy con lei, proprio con Meghan. Bellissimo. È molto docile, la vediamo, poi è molto allegra. Prima avete visto quanto abbaiava perché si vedeva nel monitor. Ecco. Allora, con Denise parleremo ancora naturalmente di cosa c'è, Luci? Noi abbiamo fatto una ricerca, abbiamo trovato il regalo di Peter a sua mamma, quindi volevamo mandarlo in onda. Mandiamolo in onda, vediamo. In onda. Prego. Questa Ah, che bella! Questa è la mamma di Peter sulla moto? Esatto. Quanti anni fa era Peter? Non si può dire. Non si può dire, però ho sempre avuto la passione della moto e l'ha tramandata al figlio perché ce l'ho anch'io, quindi E poi c'è la genetica è quella. E poi c'è questa. E poi c'è questa che oserei dire che a quest'ora del pomeriggio è una cosa abbastanza... No, visto... Qua era un po' di anni fa, allora, Omar, visto che abbiamo la possibilità... Perché non farmi commentare maschi. No, te, torniamo a far vedere questa foto per cortesia, perché normalmente noi commentiamo le foto delle belle ragazze. Facciamo il contrario. Giada, cosa ne pensi di Peter in siffatte fattezze? Carino, sì. Quando ero giovane. No, guarda che devi dire la verità, non si possono dire le bugie in diretta. Ah sì, dai.
Bene. Bene. A GP non c'era Photoshop, ai tempi non c'era Photoshop. Ricordiamo che a quei tempi non c'era Photoshop perché si parla più o meno dei tempi di 20 anni fa. Ma anche Giulio Cesare, dai, le guerre, Più o meno. guerre puniche e quant'altro, no? Invece Pamela, un commento a questo virgulto. Beh, effettivamente dalla foto si vede che è un bell'uomo, dai. La verità è... Dopo combiniamo. Una volta non eri così, Una volta non eri così diplomatica, sì. Ma sai, con l'età che avanza... Ah, tu dici perché anche tu stai invecchiando, ho capito. Beh, Ho capito. Boh, a Cinzia non possiamo chiederlo perché, però... No, ovvi motivi, scusa, ti sopporto da quella volta là. Secondo te, Per me. a parte il fatto che erano gli anni 90 lì, sì. Anni 90. Lì ero ballerino al Palmariva, facevo... Ballerino al Palmariva. Sì, ballerino allora, al Palmariva. secondo te, Peter, come ti sembra in questa foto? No, beh, un bel ragazzo, per carità. Tutte false ste donne. Eleonora, non puoi dire niente che sei tuo marito, ok? No, posso dirlo. No. Posso dirlo? A me non piacciono tanto i biondi, per cui A posto, più di tanto quindi, no. Bene, siamo a posto, ti sei verità. salvata in corner, benissimo. Andiamo da una persona che in quell'età più o meno aveva quell'età. Sonia. Cioè, mi stai facendo un complimento. Beh, insomma, dai. Allora. No, vabbè, dai, io sono un po' più vecchietta di lui. L'Ambelom, cosa vuoi che ti dica? Ambelom, cioè, non Allora, puoi, è un qua- po' un bronzo di Riace. Qua Perché adesso- ci sono allora, io vedo i muscoli, bicipiti pettorali, vedo anche il tricicli di sotto. Cioè, un po' un Paradise dove? Beach. No, Sotto dove? c'è la scritta, perché tu non vedi, ma c'è la posso, Cinzia, scusa, c'è la scritta di WhatsApp. No, l'Ambelom, è un bel ragazzo, no, davvero. EGP, specifichiamo, non era lì fonte di palestra, era lavoro di fabbrica. Perché, Lavoro di perché fabbrica. caricavo camion. Caricavi camion? Sì. Caspita. Ho capito. Però io che faccio lavoro di duro anch'io, non ce le ho tutte quelle robe, anzi, ce le ho un po' smosciate io quelle parti lì. Vabbè, ma adesso non stiamo a sottolineare cose... No, ma perché a lui fa io vorrei effetto, a me sentire no. adesso la voce della verità, che sono queste due ragazze che sicuramente diranno la verità. Dai. Ci piace, soprattutto i capelli ricci. No, beh, sicuramente era un bellissimo uomo, Era. Mi piace lei. Grazie. No, assolutamente. Questo è bellissimo. Finalmente la sincera verità che esce. No, è vero, è vero. È vero confermo. che era un bellissimo uomo. Era un bellissimo uomo Era e un si be- mantiene bene. E si quindi- mantiene bene, questa mi Grazie, sembra... grazie, ha detto che dice Megan. anche Abbiamo Megan. sentito... Megan, secondo te? Megan, secondo te? Niente. Si astiene. Denise, secondo te? Secondo me non è il suo tipo. Non è il suo tipo? Vedete, le piaccio io, perché sta venendo verso di me, vero Megan? Vuoi un po' di gelato? Va bene, allora vediamo cosa succede nel frattempo nei vari campionati che stiamo seguendo. Ecco, lei abbaia quando... no? Vabbè. Stanno finendo i primi tempi in Serie A, anzi sono finiti, scusate. E allora Sampdoria Chievo 1-0, Cagliari Empoli 2-0, Palermo Genoa ancora 1-0, a Torino Napoli in vantaggio per 1-0, Bologna Pescara 1-1 e Crotone Udinese 1-0. Andiamo a vedere l'unica partita che si gioca nel nei playoff, scusatemi, di Lega Pro. Ricordiamo, noi andiamo a vedere oggi il girone B perché le squadre si incontrano tra di loro. Al 60esimo l'Albino Leffe è ancora in vantaggio col Padova per 1-0. Sarebbe veramente un risultato clamoroso che l'Albino Leffe andasse a sbancare il campo del Padova. Ricordiamo alle 18 al Bottecchia Pordenone Bassano, una partita molto molto importante. Assolutamente, se avete tempo andate a vederla perché è veramente importante sostenere il Pordenone. Ricordiamo anche che alle 17 la grande bellezza, l'ingresso principale, un musical. Noi vi faremo vedere alcune immagini ovviamente a partire dalle 17. Poi adesso con Ovi dopo si vede che mando io, voleva scrivere che manco io, Carlo Luna, certo che si vede che manchi tu, che discorsi sono? Siamo una squadra e ci manchi e lo sai, è ovvio. Non ho nessuno da prendere in giro oggi. No, ma meno male che oggi per fortuna, no, l'eccellenza sappiamo che è finita con la Supercoppa di ieri. Ricordiamo ancora Gemonese che si è imposta allo Stadio Friuli col Charlis Mussane per 4-0. Le due partite di playoff della Serie D cominciano alle 16 e vede tra le varie tra le due partite c'è Triestina e Abano Calcio che naturalmente ci interessa. Allora dalla regia mi dicono che c'è la pubblicità, una volta tanto la facciamo lanciare a Ovidio. 4 minuti pubblicità. No, troppo semplice. Non lo so, dammi un aiutino. Eleonora, gli dai un aiutino per la pubblicità? Non riesce?
Voi non avete un microfono a queste parti, no? Lui non riesce a lanciare bene la pubblicità. Tu come lanceresti la pubblicità? Tra 4 minuti ritornate con noi. Ah beh, questa è nuova, bene. Noi non abbiamo segreti, ma solo buone idee e persone motivate. ACMA Tecnologia per l'agricoltura. Da noi potrete trovare l'esperienza e la minuziosa conoscenza sulla migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA concessionaria Claas, con numerosi modelli di trattori, mieti trebbie, trince, sollevatori telescopici, presse quadre, rotopresse, macchine per raccolta foraggio. ACMA è anche servizio ricambi perché le vostre macchine siano sempre al top delle prestazioni. Venite a trovarci, vi faremo toccare con mano la migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA, da sempre al vostro fianco. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche. Il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Qualsiasi necessità per la vostra abitazione, la vostra azienda, il vostro giardino. Impresa edile Vazzoler Narciso, unica con il servizio pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Interventi chiavi in mano. Pensiamo a tutto noi con sopralluogo e preventivi gratuiti. Qualsiasi intervento edile. La passione che ci contraddistingue a partire dall'impresa paterna. Impresa edile Vazzoler Narciso. Garanzia di ottimi risultati. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure. STIP, servizio di trasporti nazionali. Adesso con la nuova flotta di semirimorchi. Le tue merci ancora più in sicurezza e la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali. Servizi groupage e collettame da e per tutte le località. Servizi di lotti e carichi completi. Servizi di trasporto espressi e dedicati. STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP spedizioni, le tue merci in mani sicure, con la nuova flotta di semirimorchi. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. 10 anni, ora più di allora, LC Promotion. Ideazione e realizzazione grafica al servizio della vostra azienda. Stampa digitale dal biglietto da visita al grande formato, su qualsiasi materiale. Personalizzazione vetrine, automezzi, furgoni. Car wrapping, interior wrapping, distribuzione volantini porta a porta. LC Promotion, sempre a fianco della vostra azienda. Qualità, scelta, gusto. Al Buon Gustaio, un'infinita varietà di pizze. Ogni mese una pizza speciale a soli 6 euro. E novità, club sandwich più patate dippers a 7,50 euro. E Happy Child Menu, nuggets più bibita più sorpresa a 5,40 euro. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Al Buon Gustaio, più buono di così. Bentornati all'altra domenica. Beh, dietro le quinte stavamo raccontandoci con Nicole e con Michelle che sono state fermate dai carabinieri. Raccontateci.
Semplicemente ci hanno fermato e noi presupponiamo che abbiano visto la mia bellissima tenuta di oggi. Perché voi siete venuti qui al centro commerciale Gran Fiume proprio in questa mise, non vi siete cambiate qui e quindi... Uscite da casa, arrivate così. Hanno allertato le forze dell'ordine. No, in realtà anche è stato buffo perché eravamo in 2 macchine separate. E quindi hanno fermato entrambe, poi noi ci hanno lasciato andare, mentre hanno fermato la macchina con Ivan e Michelle, evidentemente perché lei era più evidente. Io, siccome da finestrino mi si vedeva fino a qui, fino al busto, magari passavo più per persona normale. E che domande vi hanno fatto a voi che avevamo fermato? Semplicemente siete insieme? Sì. Ma scusami, vi hanno chiesto, eravate nella stessa macchina? E vi hanno chiesto se eravate insieme? No, erano separate. Le 2 assassini, un assassino l'avevo io, un Ah! assassino l'aveva lui. No, pensavo se i carabinieri avessero chiesto a loro 2 se erano insieme, no? Hai capito? Con le macchine. Allora io sono uscita, no? Faccio scusi agente, abbiamo una diretta, me la fa corta, grazie. Ha guardato un po' così perché vede lei, vede lui, poi vede me e era un po' straviato. Ho detto, ma questi chi sì, sono? alle 2:30 del pomeriggio, poi posso capire la sera, no? Ma dici un po' alle dura. 2:30 del pomeriggio. Guarda che brutti piani che mi fanno, che io ho una certa età, ragazzi. Ecco. E c'è Jacopo che se la ride alla grande in regia. Allora, Eleonora, che cosa ci cantate? Aspetta. Ok, beh, una cover, Batman di Caro Emerald. Ho anche bisogno del vostro aiuto con il battito di mani, quindi Dobbiamo occhio. ballare? Certo. Prego. One second I'm thinking I feel the loss, and then I feel lost. Who that man is like a flame, who that man is like a game. My whole it seems I can't win. Who will love that man? Who that man is on my list? Who that man I wanna kiss? My whole it seems I can't win. Who will love that man? No, it's like an mission, had to have a way. And if it takes a little long and it feels a little wrong, who cares? My baby fits the description, and as he's away. A little breath of summer sun where we dance like hardly breathe. Someone call a doctor, need some help to rescue me. 1 second I'm thinking I feel the love, and it keeps on fighting me.
Allora Leuganeo a Padova, per quanto riguarda i playoff di Lega Pro, sta succedendo un po' di tutto, l'Albino Reffe raddoppia, ma poco dopo il Padova riesce a fare l'1 e quindi in questo momento Padova 1, Albino Reffe 2 al 73esimo, quindi veramente pochissimo tempo. Ricordiamo che il Padova però ha 2 risultati a disposizione per passare questa prima partita dei playoff, ovvero sia, essendo più in alto in classifica rispetto all'Albino Reffe, può contare anche sul pareggio. Invece l'Albino Reffe deve assolutamente vincere, però sarebbe una sorpresa, come è stata una sorpresa la vittoria della San Benedettese ieri pomeriggio. Ricordiamo che la San Benedettese ha passato il turno col Gubbio, giocava a Gubbio, ha vinto 3-2. Per quanto riguarda la Serie A, a Crotone, perdonatemi, è ancora invariato il risultato, ovvero sia il Crotone in vantaggio sull'Udinese per 1-0. Per quanto riguarda le altre partite della Serie A, a fine del primo tempo ci è arrivato però l'aggiornamento un po' tardi, il Cagliari ha triplicato sull'Empoli, quindi per l'Empoli oramai è fatta la frittata, ha segnato Saue, doppietta di Farias per il Cagliari, Cagliari 3, Empoli 0, gli altri risultati: Sampdoria ancora in vantaggio col Chievo per 1-0, Palermo Genoa 1-0, il Napoli sta vincendo col Torino a Torino per 1-0, Bologna e Pescara 1-1, a Crotone appunto Crotone 1 e Udinese 0. Questi i risultati fino qui giunti. Sono cominciate da pochi minuti i playoff per quanto riguarda la Serie D, il girone C naturalmente quello che seguiamo noi, in quanto c'è la Triestina e in questo momento, dopo 6 minuti più o meno di gioco, Triestina 0, Abano Calcio 0 e anche a Padova Campodarsego 0, Virtus Vecon Verona 0. Questi i 2 risultati per quanto riguarda i playoff della Serie D girone C. Allora, dovevamo decidere con l'amico Omar, hai tu il microfono, benissimo, se abbiamo 3 scelte, no? Per quanto riguarda le tue opere, quindi... comandi tu. Com'è? No, comandi comando tu, io. Allora, tua. abbiamo una poesia sugli alpini, mi dicevi. Beh, chiaro. Giustamente. Se no vengo col cappello. Sì, no, col cappello perché oggi c'è la donata agli alpini a Treviso, giustamente tu vuoi festeggiarla con noi in diretta. Poi abbiamo, mi dicevi, un altro pezzo, un'altra poesia. Quella per cui in teoria mi avevi chiamato tu, Speranza e Coraggio, quelle sulle coraggio. donne operate al seno. Esatto. E poi abbiamo una terza che una scelta allegra. Una scelta. Allora, decidi tu. Quella sugli alpini, perché siamo in questo momento forse, no? A meno che non duri un paio d'ore. Direi che forse sia la più adatta. No, avrà 1 ora e 27. 1 ora e 27. Ce l'abbiamo, Lucia, 1 ora e 27 per la poesia di Omar? Sì, beh, facciamo qualche interruzione pubblicitaria. Dai, leggo veloce. Okay. No, è lunghissima, com'è? Lunga cosa? No, è allora, una facciata. Ce l'hai qua? Pensi di farcela? Ce l'ho nell'ultimo libro. Casualmente sì. Facciamo vedere... Questo è l'ultimo? Sì, non me l'aspettavo, che va bene. No, assolutamente se potete zoomare bene, eccolo cortesemente. Qui, l'ultimo libro di Omar Battiston, dipinto su tela d'aria, bellissimo. GP, io l'ho appena acquistato per la Cinzia, bellissimo. Sì? Sì, abbiamo già letto la prima pagina, super. La prima pagina, cioè questa? No, è solo la prima. La prima pagina dove c'è il titolo, non c'è neanche un errore grammaticale. Su tela d'aria, edizione di in parte, è preciso. in parte. È preciso, non c'è neanche un errore grammaticale. Allora, aspetta che la trovo. Allora, vi diceva la camera, allora torniamo a far vedere questo libro bellissimo che trovate dove? Nelle edicole, nelle librerie? Ma anche nella spazzatura. Molti che lo comprano lo gettano, quindi. Sì. Per quello è anche abbastanza sottile, quindi molti lo usano anche per i tavolini traballanti, cioè è veramente un multifunzione. No, ma a me piace questa. Allora, abbiamo sulla sinistra, vedete, c'è la poesia che ora ci enuncerà. Sulla destra c'è una bellissima che sono 2 righe, dono divino. Distico. Com'è? Distico, la poesia di 2 righe si chiama distico. Si chiama distico? Non l'ho deciso io. Non lo so, io sono un ignorante proprio. Siamo in 2, ma io so solo questa cosa qua, faccio il figo e la dico. Ecco, allora, Alpino, Pasiano di Pordenone, 5 giugno 2015. Visto, sono anche i numeri romani, incredibile. Hai avuto fortuna. Hai immaginato potesse essere giugno. Alpino, comandi, risponde immediato, sintesi estrema, di spirito innato. Alpino è dovere, sacrificio ed onore. Alpino è fierezza, coraggio ed amore. Emblema mondiale d'abnegazione, simbolo d'uomo, pronto all'azione. La stessa mano che abbraccia il fucile, con l'innocente, diviene gentile. L'alpino di oggi, come quello di ieri, calca nel mondo gli stessi sentieri. Col pensiero rivolto agli eroi del passato, indossando fiero il cappello pennato.
come l'alpino di Guardia in Garitta, così quella penna orgogliosa e diritta sembra osservare dall'alto, al di sopra, senza che nulla orizzonte le copra. Milioni nel mondo sono gli alpini, molti lontani, ma tutti vicini, uniti da spirito d'appartenenza, perché quando sei alpino non puoi più farne senza. Veramente bella, complimenti, bella. Si sente scritta da un alpino, ovviamente. Che poi tu hai fatto la naia da 12 o da 15? Da 12 perché sono piccolo. No. No, la naia va un tot di mesi a centimetro, io nel ero senso già che indeciso di fare 11. C'è stato un periodo che 12, era 15 mesi e poi era stato portato a 12. 1991 a cavallo col 92. E il CAR dove l'hai fatto? A Codroipo, dove poi sono diventato caporale maggiore istruttore. Primo al corso. Bravo, complimenti. Era un secchione a scuola, era un secchione anche a scuola, sotto militare. Sotto militare. Ma ad esempio, Giada, sai che adesso c'è il servizio militare anche per le donne, no? Sì, da un po', perché sono tutti professionisti diventati e anche le ragazze possono fare i militari. Ci hai mai pensato di andare a fare il militare, la poliziotta, la carabiniera? Sì, mi piacerebbe comunque. Ti piacerebbe? Sì. Pensa ad avere una così in caserma, Omar. Pensa se tu avevi una così in caserma. Potrei fare la domanda. Torneresti? Tornerei a fare se un po' lei di si arruola, tu torni a fare il Potrei militare. anche, sì. E se Camerate doppie. e se si arruola Pamela, ad esempio, che è qua dietro di te, prova a girarti. In camerata si sta in tanti. In camerata si sta in tanti. Tu hai mai pensato? No, allora. No, perché tu fai un lavoro che, parentesi, è abnegazione, dedizione e quant'altro, no? Sono molto contrastante io nei miei ruoli, diciamo. Okay. Vabbè, come anche fare il servizio militare o comunque fare il militare di professione vuol dire abnegazione e tanti sacrifici. Ne ho già abbastanza di divise a casa perché già mio padre è militare, quindi non ne farei parte. Tuo padre che ti sta guardando malissimo in questo momento, lo vediamo lì, che però per fortuna non sente, si sta abbuffando da Giovanni Rana. È già militare lui, basta e avanza lui in casa. Ecco. Tu hai altre divise? Io ho altre divise. Certo. Ecco. Mara, tu non hai mai pensato di fare il servizio militare? Magari ti portavano un po' in qua. Sì, ho pensato, però c'è un limite di età e l'ho superato. C'è un limite di età per fare il militare? Per arruolarsi, sì. Per arruolarsi. Io ho fatto il naia, cioè non è sì, che anch'io l'ho fatto a chiedi a suo papà che sa di le donne sì. Dopo andiamo a chiedere a Morris se c'è un limite. Vai pure a se c'è un limite di età dopo, perché sì, ma penso di sì per arruolarsi. Sì, penso che sicuramente io lo inquadrando anche. Penso che dopo i 50 non ti vogliono più, credo. Esatto. È un'unica Ma parola anche d'ordine. prima. Com'è? Un'unica ma parola molto d'ordine. prima dei 50. Un'unica parola d'ordine. Cosa? Obbedisco. Non si usa più. Non si usa più obbedisco, come no? No. Ma cosa si dice no, adesso? c'è sempre, sarà sempre sì, signore. No? Signor sì. Signor sì. Sì, Non mi signore, ricordo. signor Come sì. si diceva nei nostri tempi, Omar? Non mi Obbedisco ricordo. è un po' ormai antiquariato. Quando ti chiamano, se non è cambiato, è comandi. Comandi. Obbedisco, l'ha detto solo uno una volta. E basta. No, comandi, ti chiamano comandi. Io a mia mamma dico comandi ogni volta che... Addirittura. Sì, comandi. Allora, ciao a tutti, vi prego fate sfilare la bellissima signorina bionda tigrata, stupenda, grazie. Qua l'unica tigrata sei tu, mi sembra. Signorina, Anche bionda. grazie, signorina. Vabbè, Una volta. lui dice così e poi c'è un messaggio incredibile per la Mara. Aspetta. La mia sorella. Mara che gran gnocca dalla tua stylist. Ah, grazie. E chi è la tua stylist? Diverse. Eh? Ne ho diverse. Una per i capelli, una per l'abbigliamento, una per le Trucco. unghie, però si è licenziata, quindi sia lei. Credo che sia lei. Perché si mangia le unghie. No, si è licenziata perché a forza di vederla. No, perché mi faceva le unghie, ma io me le mangiavo, allora mi ha detto che non me le vuole fare più. Benissimo. Allora, aggiornamenti, andiamo a vedere cosa succede sui campi che stiamo seguendo. Partiamo con la Serie A naturalmente. A Cagliari situazione invariata, Cagliari 3, Empoli 0, Palermo 1, Genoa 0. Sempre in vantaggio il Napoli col Torino per 1-0 a Torino, Bologna-Pescara 2-1, quindi il Bologna torna in vantaggio con Di Francesco, figlio di Cottanto, allenatore bravissimo del Sassuolo, e Crotone Udinese ancora 1-0. Andiamo a vedere cosa succede a Padova, seguiamo da vicino la Lega Pro, ovviamente i play-off per quanto riguarda il Padova, siamo giunti all'82esimo e Padova che è ancora sotto per 2-1 con l'Albino Leffe in casa, quindi finisse adesso
Guardate Meghan che si guarda di televisione e abbaia. C'è Bellissima. C'è Meghan che abbaia perché si è vista in televisione e noi siamo tutti testimoni che anche Giovanni la prima volta che si è visto nel monitor ha fatto lo stesso. No, siccome siamo un po' distanti, se ripeti, non ho capito veramente bene cosa hai detto, che? Dicevamo che anche tu la prima volta che ti sei visto nei monitor hai fatto la stessa cosa di Meghan. Assolutamente sì. Solo che lui si è fatto anche la pipì addosso. Mi ricordo dall'emozione. Mi ero fatto la pipì addosso? Sì, mi ricordo. Ma no, perché sai che io, essendo in continente, sai che... Non sei in Sardegna tu? No, siamo in continente noi, quindi. Allora... Guarda Meghan che bella, però adesso siccome lei sta guardando la telecamera non vede il monitor e quindi non abbaia. Allora vediamo se è cambiato qualcosa invece per quanto riguarda le due partite di playoff che si stanno giocando in questo momento. Siamo al 15° per quanto riguarda queste due partite che sono cominciate alle ore 16. No, tutto ancora tace. Triestina Abano Calcio 0-0 e Campo d'Arsego Virtus Vecom Verona 0-0, che poi mi dovranno spiegare a cosa servono i playoff. Grande Lucia da parte di Carlo Luna che torniamo a salutare. Grazie Carlo. Rimettiti in fretta che ci manchi un casino. Quindi Mara? Pubblicità. No. Sai cosa mi raccontava Sonia prima a proposito di Udinese-Crotone? Crotone-Udinese. Lo sai cosa mi raccontava? No, cosa ti raccontava? Beh, te lo dico se lo vuoi sapere. Lo sai che suo padre giocava nel Crotone, vero Sonia? Il mio babbo sì, tantissimi anni fa. Ti ricordi in che... No, io guarda, mi ricordo che andavo, tu sai che io sono milanese, e mi ricordo, ero milanese, ormai sono friulana, ormai ho la carta d'identità Friuli Venezia Giulia. Però mi ricordo che quando ero piccola a Milano mi portava, quando facevano gli allenamenti del Milan, però io non Milan, quello attivo, quello un po' meno attivo, come si dice? C'è il Milan e poi ci sono quelli che arrivano al Milan, come si chiamano? Giovanili. Ok, la squadra giovanile. Si vede che non mi intendo di palle. Piuttosto che allievi, eccetera, eccetera. Ok, e quindi andavo spesso a vederlo quando ero piccolina. Per quello che non capisco un tubo di calcio. Perché non ho proprio passione. Lui ha giocato come professionista. Ecco, sì. col papà Borgonovo. tu. Infatti poi c'era un altro Borgonovo. Purtroppo non c'è più. Sì. Quindi è un po' nel DNA, però io dei miei 4 figli, gli unici 2 maschi fanno soft air, fanno tutt'altro fuorché giocare a pallone. Vabbè, ma sai, sono quindi passioni. non è rimasto, però è rimasto ai nipotini e ai suoi cugini che abbiamo a Milano che giocano nella primavera del Milan. Questo l'ho detta giusta. Quindi uno ha portato avanti la tradizione. Però gli dicevo sicuramente, guarda, Crotone Udinese, occhi chiusi vince l'Udinese. No. Ho guffato. No, perché il Crotone sta vivendo un bel momento di ripresa, sì. E si vede che non ne capisco arriva da 2 tubo. vittorie consecutive, potrebbe essere questa la terza. Dì alla signora Tigrata che ha la gomma troppo cotta. Lo so. Cioè, datemi una copertina come si fa non sto scherzando, nei bar. ha la gomma troppo cotta. La gomma. Ha la Portatemi una gomma troppo copertina, cotta. Ecco, anche la se signorina. fa caldo. E poi tu pensi che abbiamo finito? Non so cosa mettermi davanti. No, non fate queste cose qua. Se la signorina Tigrata non vuole sfilare, possiamo vedere sfilare la bellissima col suo cane? Già meglio, ragazzi. Dennis. Già Denise, meglio. perché Dennis? Eh sì, che ha tutto meno che maschile lei, no? Sì. Non è che, Lei è una bellissima Sì, ragazza non è- che secondo me, posso dirlo, io la prenderei per far qualche selezione. lei alle ragazzi. selezioni viene ecco, già vedi. nello staff. Ok, molto Maria, io me protagonista. ne vado. Detta questa. Di nove maledetto, nel figuracce. frattempo traversa del Crotone, È incredibile. bellissima. È molto- Ci fai una sfilatina con Meghan? No? Denise, dai. Dai, ce lo chiedo. No, dopo. no, ma no, dopo. su, ogni ho lasciata detto- è persa. No, ho detto dopo. Allora, sai cosa facciamo? Noi ci fermiamo, io e te andiamo a berci un prosecco. Anche Meghan, hai visto che anche Meghan ha detto vengo Meghan, anch'io? brava. Ha detto- lei 2 prosecchi ha detto adesso. Meghan, 2 prosecchi va bene? Meghan? 2 prosecchi va bene? Guardala. È bellissima, guarda. Quando porta attenzione, con l'orecchietta che... Ecco, 3, Due. 3 prosecchi per Meghan. Ci vediamo tra pochissimo, c'è la pubblicità. A dopo. Bau bau.
Non abbiamo segreti, ma solo buone idee e persone motivate. ACMA Tecnologia per l'agricoltura. Da noi potrete trovare l'esperienza e la minuziosa conoscenza sulla migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA concessionaria Claas, con numerosi modelli di trattori, mieti trebbie, trince, sollevatori telescopici, presse quadre, rotopresse, macchine per raccolta foraggio. ACMA è anche servizio ricambi perché le vostre macchine siano sempre al top delle prestazioni. Venite a trovarci, vi faremo toccare con mano la migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA, da sempre al vostro fianco. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche. Il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Qualsiasi necessità per la vostra abitazione, la vostra azienda, il vostro giardino. Impresa edile Vazzoler Narciso, unica con il servizio pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Interventi chiavi in mano. Pensiamo a tutto noi con sopralluogo e preventivi gratuiti. Qualsiasi intervento edile. La passione che ci contraddistingue a partire dall'impresa paterna. Impresa edile Vazzoler Narciso. Garanzia di ottimi risultati. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure. STIP, servizio di trasporti nazionali. Adesso con la nuova flotta di semirimorchi. Le tue merci ancora più in sicurezza e la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali. Servizi groupage e collettame da e per tutte le località. Servizi di lotti e carichi completi. Servizi di trasporto espressi e dedicati. STIP spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP Spedizioni, le tue merci in mani sicure, con la nuova flotta di semirimorchi. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. 10 anni, ora più di allora, LC Promotion. Ideazione e realizzazione grafica al servizio della vostra azienda. Stampa digitale dal biglietto da visita al grande formato, su qualsiasi materiale. Personalizzazione vetrine, automezzi, furgoni. Car wrapping, interior wrapping, distribuzione volantini porta a porta. LC Promotion, sempre a fianco della vostra azienda. Qualità, scelta, gusto. Al Buon Gustaio, un'infinita varietà di pizze. Ogni mese una pizza speciale a soli 6 euro. E novità, club sandwich più patate dippers a 7,50 euro. E Happy Child Menu, nuggets più bibita più sorpresa a 5,40 euro. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Al Buon Gustaio, più buono di così. E ben rientrati all'altra domenica. Guardate se riesci a fare Eric con un primo piano a questo coltellino. Ce la fai? Allora, volevo fare un applauso alla Nikki perché fa parte del suo costume e questo coltellino è stato realizzato dalla Nicole personalmente. Vuoi raccontarci come hai fatto?
Nello specifico il coltellino, ma anche tutto il costume. Sì, allora i vestiti li facciamo tutti noi, sia dai vestiti agli accessori che alle armi, perché normalmente facciamo dei cosplay che sono armati, perché se non ci sono le armi non c'è gusto. Ah, ok, messaggio di pace. Sì. Paradossalmente mi sento più a mio agio con una spada sulla schiena che vestita in camicia normale. Ah, ok, tutto chiaro. Tutto Delle bene. signorine. Senti, ma come allora Delle miss. spiega ai telespettatori a casa la realizzazione del coltellino. Allora, si prende un pezzetto di legno. Allora, per prima cosa trovi l'immagine. Ah, ok. Perché siccome i cosplay sono di personaggi di videogiochi o anime o comunque film, devono rappresentare il più fedelmente possibile il personaggio. Fermati. Arriva lo la musica. Ricordiamo che gli anime sono i cartoni animati giapponesi. Sì, esatto. Per coloro che non lo sanno a casa, ecco, tutto lì. Gigrobot, va bene? Gigolo, no, non è Gigolo. Partiamo da un Gigrobot, da un Ai, da un Candy, che è la mia generazione, ad arrivare a oggi che abbiamo gli Avengers, i Magnifici Quelli 4. non sono giapponesi, però i cosplay prende tutto, prende i tutta la film. Ho branchia. visto anche gente che faceva cosplay di Michael Jackson o di Lady Gaga. Quindi Io sarò da Thor prossima settimana. Da chi? Da? Thor. Bellissimo. Mura Thor. Ah, no Thorn, quello di Come Beautiful. No, non no, Thorn Thor di con Beautiful. l'H. Ah, Thorn, no. Avevo capito Thorn di Beautiful. Thor. Beh, ma sei bionda come la Thorn di Beautiful. Ti si vede lei abbastanza. Ma non è un maschio Thor. Vabbè, cosa vuol dire? Era un maschio, volevi dire Qualche Brooke. qualità le ho ancora femminili, qualcosa. E quindi allora hai preso una sega circolare. Sì, allora prima l'ho disegnato, L'hai ho fatto la disegnato? sega circolare, ho tagliato il legno, l'ho Intaglia. levigato e poi lo sono andata a pitturare. Poi ci sono, non so se si vedono, ma ci sono anche delle incisioni qui sopra. Esatto. Quindi poi sono andata anche a fare delle incisioni sopra e a darci la mano di argento, che non è neanche rifinito perché dovrei fare l'effetto antichizzato, però quella volta là dovevamo andare a Gardaland e quindi avevamo poco tempo per finire i vestiti. In una settimana abbiamo finito il mio e il suo. Immagina casa mia. Senza dormire. Immagina casa mia. Non potevano entrare nella veranda, era territorio nostro. Però devo dire che non so se si può, regia siete distratti, inquadrare, cioè quelli fatti con la materassina, per capirci, quella dove uno fa yoga, no? Volgarmente parlando, vengono fuori queste cose qua, sono tutte incise con il ferro a caldo. Materassino, giusto? tappetino da yoga e poi con il saldatore. Colorate Ecco. e vengono delle Quindi riproduzioni abbiamo abbastanza capito fedeli. l'utilizzo dei materassini da Ecco. yoga, che Sì, è fare costumi da la cosplay. Decathlon è sempre senza tappetini da yoga, ma non credo che a Pordenone ci sia molta gente che faccia yoga. Penso siano tutti i nostri amici cosplayer che vanno alla Decathlon per prendere i materassini per fare le armature. Bene, Poi è fantasia, perché vedi anche la cintura sopra è recuperata dai pezzi di cinture, anche l'altra. Anche questi erano Sono- pezzi di borse, vecchie borse, abbiamo rifatto Quindi anche fantasia. La fantasia, già La pettorina di difficile- Nicole è cucita a mano da Nicole. Che poi è già difficile, credo, no? Riuscire a rappresentare in maniera fedele il personaggio che si vuole appunto rappresentare. È difficile. Ancora più difficile poi trovare la praticità, la manualità per costruire proprio, Anche per i guanti, fare cioè, il proprio vestito. ogni tanto no? mi stupisco anch'io di loro, devo Bene, dire. ma quello è vero. Invece Michelle è 2 ore che non piega la schiena perché non riesce. È rigida. È un bustino. Ma perché cosa hai? È come un bustino. Hai un bustino? Esatto. Perché praticamente prima di mettere la materassina ho creato una base con la plastica dei cartelloni pubblicitari, sempre tagliata con la sega circolare. Adesso si capisce perché ogni tanto spariscono per strada i cartelloni, no? Passa lei Siamo noi che che deve le fare prendiamo. il costume dei cosplay. Certo. Voi invece non fate cosplay, no? No, voi cosplay Coldplay? niente, voi cantate e basta, suonate e basta, ma avete un personaggio particolare dei cartoni a cui siete più affezionati oppure non li avete mai seguiti? Beh, io ho guardato un po' di tutto, sono un po' riverberata con questo microfono. E No, è Jacopo che sta mettendo a posto il microfono, tranquilla. ok. Ci sono? Ok. Ecco.
Mi piacevano un po' tutti i cartoni animati dei miei tempi ormai, perché si parla tra gli anni 80 e 90. E quindi una che ti ricordi, che ti piaceva? Sailor Moon. Sailor Moon? Sì. Quindi non sei vecchissima, dai, perché poi si vede anche. E invece tu? Ma dipende, io devo dire non sono legato tanto ai cartoni delle serie, io ho visto pochissimo da bambino TV. Non lo so, più quelli Disney in realtà. Ho capito. Quelli, non lo so, Robin Hood. Ecco, io non so perché sono legato sempre a Paperino, Qui Qua Qua e Donald Duck, non so perché. E io adoravo Paolino Paperino, che mi rappresenta abbastanza, no? Perché è uno simpatico eccetera, ma di una sfiga mai vista. Ecco, sullo sfiga sì, sul simpatico non so, sulla sfiga. Però attenzione che ha una doppia vita, diventa Paperinic. Paperinic. Come mi piaceva un sacco anche Pippo. Perché solo che Pippo era lo sfigato perché Topolino si faceva la Topolina. Paperino si la faceva Paperina e Pippo non era felice. Non diciamolo. No, però Pippo, non dimentichiamoci che diventava Super Pippo, con la O. Mangiando le noccioline. Con le noccioline. Con la O. Ma Pippo si faceva Clarabella, quella gran... No, era Orazio che si faceva Clarabella. Mi dispiace correggerti. Orazio sì. Orazio Era il cavallo. Si andava con Clara. Pippo non aveva la fidanzata perché era uno sfigato. A me piacevano le torte di nonna Papera. Le torte di nonna Papera. Buonissimo. E la mitica 113 dove la mettiamo? Che non era il numero della polizia. Ma la macchina. Ma tu sei troppo giovane. La macchina di Paolino Paperino si chiamava 113. Che io avevo... 313, scusa. 313, sì, bravo. E che io avevo a casa quella ce l'avevo. Quindi? Una canzone su Paolino Paperino? No, purtroppo è una canzone un po' provocatoria. Bene. Scritta da un ragazzo che si chiama Stefano Paviani, per me, e si intitola Mi faccio suora. Benissimo. Aspetta, parliamo con suo marito, sei d'accordo? Ma penso che ormai sia troppo tardi. No, magari voi dai regia, Lucia, tu che sei C'è il molto limite addentro d'età come il militare. Si può fare la suora di ritorno, cioè del tipo una che è sposata, molla e diventa suora o no? Penso proprio di sì. Mi sembra di sì. Il prete non credo, ma la suora credo che possa Penso farlo. proprio di sì. No, comunque non sono intenzionata, non sono mai stata intenzionata, no? È una frase un po' provocatoria nei confronti di certi uomini, per cui mi sono divertita su questa cosa. Prego. Ehi, come stai bimba baby, bella stella, non lo cerchi un uomo vero che non chiede mai. Ehi, dico a te, bell'approccio, grande sentimento, faccio le valigie e parto per il convento. Suora, mi faccio suora, non crederò mica alla luna, sarà questione solo di fortuna. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Wow. Ehi, come stai? Botticelli ti ha confusa, ti ha dipinto tra la schiuma come Venere. Ehi, dico a te, piacere di chattare col poeta senza H sul verbo avere. Suora, mi faccio suora, non chiederò mica la luna, sarà questione solo di fortuna. Mi faccio suora, mi faccio suora, perché non mi rispondi, sto sbagliando qualcosa. Tappati la bocca e portami una rosa. Scusa, non voglio fare la preziosa, guarda proprio non c'è intesa, no. Chiesa, mi guarda e già mi vedo sposa. Non voglio un macio, voglio un abbraccio, dimmi che ci sei. Mi faccio suora, mi faccio suora, no 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 no. Ehi,
bimba baby, bella stella, non lo cerchi un uomo vero che non chiede mai. E io dico a te, da donna chiedo sempre copia e incolla con tua moglie, che ne pensa lei? Ora sa chi sei, ma che pena fai. Suora, ah, mi faccio suora, ah, non chiederò mica la luna, sarà questione solo di fortuna. Mi faccio suora, ah, mi faccio suora, ah, perché non mi rispondi, sto sbagliando qualcosa, tappati la bocca e portami una rosa. Mi faccio suora. Molto bravi, molto bravi. È successo quello che nessuno di noi che seguiamo la Lega Pro avrebbe mai immaginato. Padova era dato addirittura come una squadra che avrebbe potuto comandare il girone B, e invece pensate che la partita è finita, l'Albino Leffe ha fatto anche il terzo gol al 90esimo, e quindi a Padova l'Euganeo, Padova 1, Albino Leffe 3 e Padova fuori dai playoff. E questo è molto clamoroso. Come un po' meno forse clamoroso il fatto della Samp Benedettese che ieri ha vinto con il Gubbio, perché comunque la Samp aveva fatto un discreto campionato, però il Padova era dato insieme alla Reggiana e al Parma e al Venezia come una delle squadre più forti, e invece ha preso 3 schiaffoni in casa dall'Albino Leffe, e l'Albino Leffe dunque che prosegue. E nel frattempo è cominciata la terza partita, e altro risultato clamoroso a Reggio Emilia. La Ferral Pisalò è andata subito in vantaggio con la Reggiana, siamo solo al 6° minuto, stanno giocando al Mapei Stadium a Reggio Emilia, e pensate appunto, veramente è clamoroso quello che sta succedendo in questi play-off, in questa prima giornata di play-off in Lega Pro, Girone B. Ferral Pisalò in vantaggio con la Reggiana per 1-0, a Crotone sempre il Crotone in vantaggio per 1-0, ma l'Udinese che piano piano cerca di mettere la testa al di là della metà campo. È entrato Perizza. Una partita molto intensa. Io penso che Omar sia dalle immagini a Crotone deve essere proprio estate, dalle immagini, no? A vederli così sì. Sì, perché li si vedono belli tutti sudati, e penso che sia molto faticoso stare in campo, anche perché è vero sono professionisti ma sono anche i primi caldi, quindi penso che sia anche abbastanza difficile in questo momento giocare sotto il Sol Leone. Megan sta protestando, si sta annoiando. Ah no, ha trovato un amichetto Megan, ecco. Adesso sta facendo amicizia, eccolo lì. Andiamo a vedere quello che succede, più o meno siamo tra il 75esimo e l'80esimo a seconda dei campi in Serie A. Sampdoria Chievo 1-1, Cagliari Empoli 3-1, quindi l'Empoli all'81esimo è riuscito a fare il gol, anzi al 79esimo con Zaic, però Pucciarelli aveva sbagliato un rigore, quindi Cagliari 3, Empoli 1. Palermo-Genova sempre 1-0, a Torino il Napoli ne ha fatti 4. Quindi Torino 0, Napoli 4, Callejon, Insigne, Mertens e Callejon, l'ultimo gol al 76esimo. Bologna-Pescara 2-1, Crotone-Udinese come dicevamo 1-0. Questo per quanto riguarda la Serie A. Andiamo velocissimamente a vedere anche ciò che succede nei playoff in Serie D, Girone C, ovviamente quello che interessa a noi visto che c'è la Triestina. Siamo più o meno, a che minuto siamo? Non ce lo danno, al 38esimo, Triestina Abano calcio 0-0, al Campo d'Astego Virtus Vecon Verona 0-0. Perché avete scelto proprio quel personaggio lì? Perché sono curioso, no? Perché due ragazze giovani, belle come voi, che scelgono una cosa un po' truce, voglio dire. In realtà no? abbiamo una gran scelta a casa. Ti è andata bene, vuole dire, ti è andata anche bene oggi. Perché avete diversi cosplay? Ne abbiamo tantissimi, non sappiamo più dove metterli e continuiamo a sfornarne. Ecco. Praticamente abbiamo più cosplay che vestiti. Io gli avevo proposto di venire con le code da sirena, però mi hanno detto abbiamo un po' di difficoltà a muoverci, giustamente a camminare. Però quella secondo me è una genialata. Realizziamo code da sirena per poter nuotare in acqua, sia mare che le piscina. utilizzate proprio le code da Quando sirena? vanno al mare è pieno così, tutti i bambini che vogliono... come realizzate le code da sirena? Che non è mica semplice, voglio dire, realizzare le code per poi usarle anche, non solo da far vedere, no? Non è stato semplice perché inizialmente ho avuto l'idea una mattinata in estate. Dopo un anno di esperimenti e code fallite siamo riusciti a trovare
la proposta giusta, sia di tessuto che di meccanismo per riuscire a realizzarla. Abbiamo dovuto fare almeno 5-6 prototipi prima di azzeccare il modo giusto per poterla fare, perché non si rompesse e fosse comoda per nuotare in acqua. E che materiale avete usato, scusa? L'icra, quella dei costumi da bagno, la stoffa dei costumi, noi la laviamo come fossero costumi da bagno, una meraviglia. E poi andate in acqua e vi serve per... Sì, abbiamo quelle e un monopinna, sono tipo le pinne, Sì. però è una unica dove metti entrambi i piedi dentro. Insieme è già a forma di coda, che aiuta il movimento del resto. Vabbè, quello anche viaggi anche veloce col monopinna Certo. perché è più grande rispetto alle pinne Sicuramente. normali. E si no? fanno molti addominali. E si fanno molti addominali. E se la gente si chiedesse, no vabbè, ma una persona deve saper nuotare per poterle usare, Lei non io sa non so nuotare. né nuotare né stare a galla, cioè proprio faccio schifo. E con quelle non riesco più a nuotare senza, cioè Quindi- mi trovo da Dio. Quindi, caro Peter, io e te dovremmo prendere dei monopinna, visto che io e te di addominali avremmo Ci penseremo, leggermente ci penseremo. bisogno. Cosa dici, Cinzia? essere, sì. Ci facciamo fare 2 monopinna dalle ragazze per me e Peter? Funzionano anche nella vasca da bagno? Sì. Ah sì? Nella vasca da bagno si Ho riesce dovuto ancora fermare più lei comode. perché lo voleva fare l'altra sera, ha avuto questa cosa, l'altra sera voleva mettersi. Io vado a farmi il bagno con la coda, perché sì. E dove è male? Io vorrei aver fatto un figlio normale, ma vabbè. No. Però insomma, dai, diciamo che tutte queste bellissime cose le vedranno a Naoniscom la prossima settimana, la prossima domenica. Ci saranno cose veramente belle, belle. Poi, ma anche parleremo anche di armature di 2 metri, Certo. 2 metri e mezzo, Sì. fatte in cartone con i LED, Un'armatura che è di mi ricordo il personaggio di Fanno Gundam. Gundam. Fanno un Gundam che tu lo guardi e non dici che è cartone, dici che è metallo, invece è fatto tutto in cartone. Quindi con materiali veramente economici si possono realizzare. Gundam è un famoso formaggio svizzero, no? No. Perché, vista la mia ignoranza Quello in era materia. il no, ha ragione, ce n'è uno che se vai al mare Il che formaggio non mi escono- ricordo come si chiama. se vai al mare che escono col monopinna, magari andiamo io e te al mare, diciamo basta prosecchi che escono versione sirena. Però no, ma Alignano, tu ridi, Bibione. però ci sono stati delle richieste maschili. Di monopinna. Ne abbiamo di fare avuto- proprio ne abbiamo il avute un sirenetto. sacco. Ah, no, pensavo No? di fare il Di monopinna. Quindi Ma infatti adesso vogliamo fare per gli uomini le code nere in modo da fare la pinna da squalo sulla schiena. Ancora No, ma peggio, quella se non ne serve- vedi Ligliano ma scusa, Bibione la pinna con sulla troppi- schiena non serve mica a si nuotare. O uno nuota No, così. serve per spaventare le persone quando nuoti. Ah, Perché sennò non c'è gusto. ah, proprio siete così crudeli voi. Sì, molto. Dall'altra parte Quindi io sì. potrei fare il mona con la pinna eventualmente. Non ho capito. Assolutamente sì. Ok, allora io e Peter andiamo a vedere loro che escono dall'acqua con 10 prosecchi in mano e tu nel frattempo fai il mona con la pinna in mona acqua. con la pinna. Esatto, quindi vedi, abbiamo fatto già un quadretto. Anzi, con la penna. Eleonora, volete fare qualcosa anche voi due in questo quadretto di idioti che siamo in questo pomeriggio? No, perché siete brave persone, quindi voi non fate. Jacopo, vuoi fare qualcosa tu, ad esempio, in questo... ma Jacopo è navigato in questo settore. Lui fa il finto tonto. Comandante del robot, Oh signora, sono postiamo. il ragazzo che ai nemici dice no perché nessuno ce la fa. L'abbiamo- Nessuno che la fai contro Gundam. Bravo! Numero 1. Bravo. Sei una soddisfazione. Di solito perdevamo Carlo Luna dopo le 16:30, in mancanza di Carlo Luna abbiamo perso Jacopo. Bene. E vabbè. Bene. Allora, vi ricordo che a partire dalle 17, cioè più o meno tra un quarto d'ora, minuto più, minuto meno, la grande bellezza, questa succo di vari musical di Broadway, proprio qui al Gran Fiume, sull'ingresso principale. Noi siamo sull'ingresso dei ristoranti, l'ingresso principale è quello che in pratica davanti a Luci Cinema, c'è questo bellissimo palco molto molto bello, molto grande e ci sarà questa bella performance. Non farmi così che non sono andato in bagno. Nicole, pensavo per l'anno prossimo potremmo proporre un musical di Assassin's Creed. Sarebbe molto buffo in realtà. Vero? Beh, Perché il musicista ce l'abbiamo che è Jacopo, oltre che il vocalist, nonché... Cosa potresti fare tu in Gundam, Jacopo, ad esempio? Ad esempio fare lo sparring partner di Gundam e beccarmi tutti quei proiettili. È divertente beccarsi i proiettili, È assolutamente divertente, ha divertimenti molto Sì, divertenti. fai solo una rappresentazione. No, in realtà io sono Sakurambo, non Cos'è so se che sei qualcuno tu? conosce Sakurambo del... No.
tutti i cosplayer che stanno guardando Telepordenone in questo momento. Aiuto! Chiedo aiuto, Sakurambo è un personaggio... Lucia adesso, anche perché non avete idea di chi sia l'aiuto regista, vero? Lucia, ci dica chi è Sakurambo cortesemente. Un personaggio di Lamu, di Rumiko Takahashi. Vabbè, ma Chapeau, no, ma lei è ammalata, infatti ci sarà anche lei domenica prossima. Di qualcosa in giapponese fiera. al pubblico dei nostri cosplayers. Nanga ho renge kyo. No, Nami Aurora Ngekyo, cosa? Giapponese. Sì, vabbè, lasciamo il buddismo da parte. Cosplay. No, siccome... C'era scritto 2 prosecchi e via. No. Queste cose, siccome lei ultimamente va a delle preghiere buddiste o cosa, sono le cazzate che dicono là e che lei assimila, non sa cosa dice e le ripete, no? Hai capito? Stile registratore. Cosa vuol dire? Non lo so, ma l'ho sentito dire. Non lo so, però io adesso direi penso che in parte ci pubblicità. traducano qua, non ci sono fastidi. Pubblicità in giapponese. Io direi intanto pubblicità e poi già Matane. Cioè No, ci vediamo dopo. No, scusa. L'ha detto, Marco, scusa, no, adesso. Scusa. Io voglio vedere cosa c'è qua sul tavolo. Non ci sono c'è solo sostanze acqua. stupefacenti, no. Io vorrei adesso far È andata analizzare, male. però. Non inquadrare le strisce. Io vorrei far analizzare questa bottiglia d'acqua per vedere se dentro c'è acqua o c'è gin tonic, vodka tonic. Me l'ha fornita Gran Fiume, il centro commerciale, non so se è truccata. Vabbè, allora com'è che dicevi in giapponese? Dicevo già Matane, ci vediamo dopo. Ecco, ho sentito. Vai. Pubblicità. Noi non abbiamo segreti, ma solo buone idee e persone motivate. ACMA Tecnologia per l'agricoltura. Da noi potrete trovare l'esperienza e la minuziosa conoscenza sulla migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA concessionaria Claas, con numerosi modelli di trattori, mieti trebbie, trince, sollevatori telescopici, presse quadre, rotopresse, macchine per raccolta foraggio. ACMA è anche servizio ricambi perché le vostre macchine siano sempre al top delle prestazioni. Venite a trovarci, vi faremo toccare con mano la migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA, da sempre al vostro fianco. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Qualsiasi necessità per la vostra abitazione, la vostra azienda, il vostro giardino. Impresa edile Vazzoler Narciso, unica con il servizio pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Interventi chiavi in mano. Pensiamo a tutto noi con sopralluogo e preventivi gratuiti. Qualsiasi intervento edile. La passione che ci contraddistingue a partire dall'impresa paterna. Impresa edile Vazzoler Narciso. Garanzia di ottimi risultati. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure. STIP, servizio di trasporti nazionali. Adesso con la nuova flotta di semirimorchi. Le tue merci ancora più in sicurezza e la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali. Servizi groupage e collettame da e per tutte le località. Servizi di lotti e carichi completi. Servizi di trasporto espressi e dedicati. STIP Spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP Spedizioni, le tue merci in mani sicure, con la nuova flotta di semirimorchi.
potenza, qualità, suono. Personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto Hi-Fi Car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'Hi-Fi Car. 10 anni, ora più di allora, LC Promotion. Ideazione e realizzazione grafica al servizio della vostra azienda. Stampa digitale dal biglietto da visita al grande formato, su qualsiasi materiale. Personalizzazione vetrine, automezzi, furgoni. Car wrapping, interior wrapping, distribuzione volantini porta a porta. LC Promotion, sempre a fianco della vostra azienda. Qualità, scelta, gusto. Al Buon Gustaio, un'infinita varietà di pizze. Ogni mese una pizza speciale a soli 6 euro. E novità, club sandwich più patate dippers a 7,50 euro. E Happy Child Menu, nuggets più bibita più sorpresa a 5,40 euro. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Al Buon Gustaio, più buono di così. E allora eccoci qua, siamo con Ovidio, gli amici di Extreme Car Audio. Anche questo pomeriggio sono venuti a trovarci con dei mezzi che abbiamo già visto qualche mese fa, ma repetita Juvent, vero Ovidio? Esattamente. E quindi vediamo, intanto dietro di noi ci apriamo questa splendida 500, Ovidio. Una macchina 500. Completamente ristrutturata, vero? Esatto, questa è un capolavoro secondo me. C'è tanto lavoro e tanta passione qua dentro. Il proprietario non ha intenzione neanche di venderla dopo le tante proposte che gli hanno fatto. Infatti tu mi dicevi in settimana che sono arrivati a proporre fino a 50.000 euro, no? Al nostro amico. C'è stato qualcuno che ha fatto questa follia, ecco, niente da fare. Il valore affettivo è troppo alto. Ecco, diciamo interventi significativi, perché in pratica della macchina di originale, nel senso delle cose di una 500 normale, il motore non è quello, perché l'avete completamente è stato ritoccato un pochino per dargli un po' più di sprint, un pochino. No, di motore non so precisamente cosa gli abbia fatto, però comunque è stato ritoccato. Si vede, noi che siamo qua adesso, non so se la telecamera riesce a inquadrare il telaio è rimasto quello. Il telaio sì è rimasto quello. Poi però gli interventi strutturali anche all'interno della macchina, per ovvi motivi di illuminazione e di telecamera, non riusciamo a farvi vedere benissimo gli interni, però abbiamo visto tutta la selleria completamente rifatta, no? Quello sì, i sedili non sono più i suoi, sono stati già sostituiti, cruscotto, come abbiamo detto anche l'altra volta, con tutta la strumentazione, i vari monitor che ci sono all'interno che non si riesce proprio a farli vedere bene. No, ecco, però ricordiamo che dietro i poggiatesta dei due sedili anteriori ci sono due monitor LCD. Esatto. Per chi si siede dietro, che io vorrei provare a guardare quel monitor. Mi ha spiegato il proprietario l'altro giorno, lui quando andava ai raduni un po' più attivamente rispetto a quello che fa adesso, lui metteva la nipotina dietro seduta, gli metteva i cartoni animati, quindi stava lì tranquilla. Ho capito. Che poi se voi siete magari al mare e volete vedervi qualcosa in televisione, ecco qua nel cofano, eccola qua la televisione nel cofano. Ovviamente abbiamo anche l'antenna dopo da appoggiare sopra. Digitale terrestre, in questo momento corrono delle slide, no? Esatto. E quindi questa 500, che poi anche dalla targa è antica, no? Sì, è una macchina... Mi ha detto sui 50 anni. Sui 50 anni, esatto. alla mia età insomma. Ecco, più o meno siamo lì. Più o meno siamo lì. Ecco. E invece qua, guardate che bello, c'è questo... Addirittura un Vito, anche questo l'abbiamo già visto, ma è bello tornare. Il Vito di Silvano. Il Vito di Silvano che è qua con noi. Ecco, questo vi ha dato anche andare a fare feste in giro, no? Come avete fatto voi a Fiera del Radio Amatore settimana scorsa. C'è il palo della lap dance, un bello schermo nel cofano con un impianto audio veramente importante, imponente. No? Sia sopra sul portellone. Ah sì, esatto, anche sopra. Adesso pensa che non l'avevo ancora visto io quello sopra. Ecco. Questo quando apre i boccaporti, ovvero sia si alzano gli amplificatori, si fa sentire sicuramente. Si fa sentire. Che poi è bello venire qua perché poi all'interno... Il nostro salottino particolare. Ecco, bisogna avere l'autista perché qua dentro è pieno di alcolici. Esattamente. Diciamo, bisogna avere l'autista per guidare. Allora pensate, invitare una bella donna a fare un giro, a una cena e farvi portare da questo Vito.
no? Con Silvano che guida, che poi è schermato. Sì, Per la cui televisione l'autista si non alza e vede- si abbassa la parete. Ecco, l'autista non vede ciò che succede dietro. E tutto No. ciò è molto importante, soprattutto da una certa ora in poi, vero? Esattamente, con tutti gli alcolici che sono lì, ok. Naturalmente anche questo, come vedete, marchio Extreme Car Audio, amico Moreno, che per motivi ovviamente ha 2 figli, la domenica la passa con loro. Ma ormai ma ha fatto il suo, è giusto che si goda la sua famiglia. Quindi... sono sempre presenti con noi qua al centro commerciale. Poi vi faremo vedere più tardi anche quello carro funebre, che di funebre non ha più niente. No, non ha più niente, ormai perché è un carro allegorico. È un carro allegorico, no, perché prima con Daniel, un ragazzo della sicurezza del Gran Fiume, pensavamo, sarebbe però divertente per chi ha spirito anche nei momenti più drammatici, cioè la morte, fare veramente... Allora, fare veramente un funerale, la bara la mettiamo sul tettuccio, no? Perché dietro... Un funerale da VIP. Da VIP. Allora, prima che iniziassimo la trasmissione è arrivato un signore, proprietario di impresa funebre, Ecco. e ci ha chiesto di portargli il carro funebre per fare da sponsor. Incredibile, possiamo dire Non chi è stato, non so il nome di preciso, non so, sa Emanuele. Non è il primo comunque, non è il primo. Perché là, sì, dentro non ci sta più niente, c'è una cassa da morto dentro nel cofano, non ci sta quello perché no. ovviamente è pieno di amplificatori e quant'altro. Però legarla sopra, no? E si va a fare, perché poi il funerale... L'idea era di mettere il carrettino. Non è male, anche il carrettino. Era di fare il carrettino. Facciamo gli amici, un applauso agli amici di Extreme Car Audio, perché bisogna essere veramente, credo, degli artisti. Grazie mille. Anche ad inventare queste cose, perché sì, tu dici butto su 4 amplificatori, no, non è così, quello perché è- ci vuole anche la classe di Ci vuole inventiva, ci vuole Inventiva. passione E come si soprattutto dice? ci vuole memoria, perché avete visto che c'è la scritta luminescente Silvano. Ecco, Silvano mi ha confidato di averla voluta espressamente metterla per ricordarsi che l'ha fatto lui il Vito, vero Silvano? Quando mi ubriaco, capisco Ah, benissimo. Allora guardo le macchine, questo qui è il mio Ecco, si furgone. spiega agli alcolici C'è che scritto sono Silvano, all'interno. capito? Eleonora, fare un concerto all'interno di questo van, cosa dici? Beh, non sarebbe male. Ecco, perché tanto chitarra e voce ci state là dietro, no? Esattamente. Sì, potrebbe fare un qualcosa lì dentro. Sarebbe, una bella idea, una bella idea. Sì, invece di avere sempre CD piuttosto che DVD che suonano, avere la musica dal vivo sarebbe molto originale. E quindi cosa ci essere. cantate adesso? Mercy di Duffy, una cover. Benissimo, grazie. But I gotta stay through. My memories of me on my knees. I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, but it got me good, just like I knew you. I don't know what to do, but I do it well. I'm under your spell. You got me begging for mercy. Why won't you release me? You got me begging for mercy. Why won't you release me? I say to release me. Now you think that I will be something all the time. But you got to understand that I need a man who can take my hand. Yes, I do. I don't know what this is, but you got me good, just like I knew you. I don't know what to do, but I do it well. I'm under your spell. You got me begging for mercy. Why won't
Grazie ancora. E allora, finali della Serie A, le partite sono tutte terminate con anche delle sorprese non indifferenti. Ricordiamo le partite, tutta la 36esima giornata naturalmente. Giocate ieri, Fiorentina-Lazio 3-2, Atalanta-Milan 1-1. Oggi a mezzogiorno e mezza l'Inter che perde in casa col Sassuolo per 2-1. E sottolineo il fatto che ha fatto una doppietta tale Iemmello. Grandissimo Iemmello. Uno dei migliori in assoluto. A San Siro. Nel panorama mondiale, tra i primi 100.000. Tra i primi 100.000? Sì, tra i primi 100.000. E pensate che il Sassuolo vinceva 2-0, è entrato Eder al 70esimo, ha fatto 2-1. Questo pomeriggio Sampdoria-Chievo 1-1, Cagliari-Empoli 3-2, Palermo-Genoa 1-0, a Torino il Napoli sbanca vincendo per 5-0 con il Torino. Vediamo anche i marcatori: Callejon, Insigne, Mertens, Callejon, Zielinski, è un piacere che abbia stato Zielinski. Bologna-Pescara 3-1 e Crotone-Udinese 1-0 per una classifica che vede l'Empoli adesso veramente in difficoltà. Non è male, Marco, molto bene. Davanti e dietro la telecamera. Davanti e dietro la telecamera, ottimo. Bella questa immagine. Allora, scusate, cose interne tra di noi. Lascia. Dicevamo che in questo momento il Crotone, pensate, a 2 partite alla fine ha solo un punto dall'Empoli, quindi cominciano ad esserci problemi per la squadra di Martusciolo. In Lega Pro vediamo quello che succede. Ricordiamo la sconfitta per me clamorosa del Padova in casa, playoff parliamo, con l'Albino F per 3-1. E in questo momento al 32esimo a Reggio Emilia, a Reggiana 1, Feralpi Salò 2, con doppietta di Ferretti per il Feralpi Salò, e aveva pareggiato momentaneamente la Reggiana con Bovo. Anche qua un risultato abbastanza clamoroso. Andiamo in Serie D, Girone C, dove si giocano due partite di playoff. Ancora 0-0, Triestina Badocalcio 0-0 e Campo d'Arsio Virtus Veco Verona all'inizio dei secondi tempi. Dubito che sia, secondo me non li stanno aggiornando questi, però ecco, adesso trova grazie. Scusa, cos'è? Trova le differenze? No, a Marcord stiamo vedendo su uno dei 2 monitor robe di Marco quando era ancora con noi a Telepordenone. Va bene, tutto ciò insomma sta succedendo nelle partite di calcio. Sta cominciando il grande spettacolo qui al Gran Fiume, la grande bellezza, un riassunto di tutti i musical di Broadway. Lo trovate, sentiamo anche in sottofondo la musica che arriva credo proprio da quella piazza. L'ingresso principale, l'ingresso davanti a Luci Cinema, dalle 17 in poi sta cominciando in questo momento. Allora, cosa fa? Sì, prego Cinzia. No, visto che parliamo di grande bellezza, io volevo rinnovare l'invito a sabato 20 maggio, che saremo al Euro Hotel di Maniago con Miss Rally Città di Maniago. E quindi invito le ragazze ad iscriversi al concorso, vedremo sfilare Giada, Pamela, Denise. C'è Giada? Sì, c'è anche Giada. Allora vengo. E niente, quindi volevo anche ricordarvi gli appuntamenti per il mese di giugno. Il 17 giugno saremo alla birreria Monaco a Cordenons, o al Ritz. Il 20 giugno al caffè letterario di Brugnera, il 22 giugno al ristorante Fossa Mala di Fiume Veneto, e poi il 7 luglio le ragazze di Un Volto per Fotomodella saranno impegnate anche con una sfilata in beneficenza per il CRO, la nuova Corva di Azzano Decimo. E dove questo ha? Corva di Azzano Decimo. Ma per strada, in un locale, all'aperto? Davanti a un locale, ma sveleremo tutto la prossima puntata. No, perché magari, sai, è una cosa organizzata da comune, può essere anche per strada, no? No, non è per strada. Siamo riusciti noi a fare 2 puntate per strada, quindi si può fare anche una sfilata per strada. Io direi, manca poco alla fine, manca più o meno mezz'ora. Allora anticipiamo leggermente la pubblicità, perché poi abbiamo la pizza della festa della mamma, grazie alle amici del Buon Gustaio che stiamo aspettando, dovrebbero venire qua da noi. E vedremo, ci collegheremo in diretta con la piazza di là, che vedremo quello che sta succedendo. Vi daremo riassunto dei risultati di oggi pomeriggio, ma soprattutto della Serie A, ma soprattutto vediamo cosa succede tra Reggiana e Feralpi Salò, terzo playoff. Ricordiamo il Pordenone gioca stasera alle ore 18 al Bottecchi, e quindi se siete a casa alzate il sedere dal divano e andate al Bottecchi a vedere la partita. E quindi Ovidio, cosa facciamo noi? Pubblicità. Ma dai, un po' più originale, dai. Noi non abbiamo segreti, ma solo buone idee
e persone motivate. ACMA Tecnologia per l'agricoltura. Da noi potrete trovare l'esperienza e la minuziosa conoscenza sulla migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA concessionaria Claas, con numerosi modelli di trattori, mieti trebbie, trince, sollevatori telescopici, presse quadre, rotopresse, macchine per raccolta foraggio. ACMA è anche servizio ricambi perché le vostre macchine siano sempre al top delle prestazioni. Venite a trovarci, vi faremo toccare con mano la migliore tecnologia per l'agricoltura. ACMA, da sempre al vostro fianco. Gli esperti siamo noi, Zanetti Expert Pordenone, uno showroom con i migliori televisori, anche 4K, la telefonia con telefoni e tablet di ultima generazione, computer per ogni esigenza, tutti i migliori elettrodomestici, anche da incasso e sistemi hi-fi per i veri intenditori, sempre con grandi occasioni su grandi marche, il vostro negozio di fiducia, Zanetti Expert Pordenone. Qualsiasi necessità per la vostra abitazione, la vostra azienda, il vostro giardino. Impresa edile Vazzoler Narciso, unica con il servizio pronto intervento 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Interventi chiavi in mano. Pensiamo a tutto noi con sopralluogo e preventivi gratuiti. Qualsiasi intervento edile. La passione che ci contraddistingue a partire dall'impresa paterna. Impresa edile Vazzoler Narciso. Garanzia di ottimi risultati. Ideazione e progettazione dei più avanzati sistemi informatici per la tua azienda. Valdissar, soluzioni informatiche, una gamma completa di workstations, servers, PC e poi stampanti laser, scanner e multifunzione. Realizziamo reti locali e remote certificate, anche con progettazione ed installazione a reti ufficio. Assistenza a 360 gradi per la tua azienda. Valdissar, la soluzione a tutti i problemi del tuo ufficio. La sicurezza di affidare i tuoi prodotti in mani sicure. STIP, servizio di trasporti nazionali. Adesso con la nuova flotta di semirimorchi. Le tue merci ancora più in sicurezza e la certezza della consegna nei tempi prestabiliti. STIP, servizio di trasporti nazionali. Servizi groupage e collettame da e per tutte le località. Servizi di lotti e carichi completi. Servizi di trasporto espressi e dedicati. STIP Spedizioni, consegne dirette in Russia, door to door, anche spedizioni marittime ed aeree. STIP Spedizioni, le tue merci in mani sicure, con la nuova flotta di semirimorchi. Potenza, qualità, suono, personalizza la tua auto. Extreme Car Audio, per ascoltare la tua musica alla massima qualità, con la potenza che preferisci. Extreme Car Audio. Moreno e il suo staff vi aspettano per illustrarvi tutte le novità del car audio, i migliori prodotti per il tuo impianto hi-fi car, anche specialisti negli antifurti con le nuove telecamere ad alta risoluzione. Extreme Car Audio, gli specialisti dell'hi-fi car. 10 anni, ora più di allora, LC Promotion. Ideazione e realizzazione grafica al servizio della vostra azienda. Stampa digitale dal biglietto da visita al grande formato, su qualsiasi materiale. Personalizzazione vetrine, automezzi, furgoni. Car wrapping, interior wrapping, distribuzione volantini porta a porta. LC Promotion, sempre a fianco della vostra azienda. Qualità, scelta, gusto. Al Buon Gustaio, un'infinita varietà di pizze. Ogni mese una pizza speciale a soli 6 euro. E novità, club sandwich più patate dippers a 7,50 euro. E Happy Child Menu, nuggets più bibita più sorpresa a 5,40 euro. Al Buon Gustaio, anche servizio catering, rinfreschi e buffet per grandi occasioni o per piccoli aperitivi. Al Buon Gustaio, più buono di così. Noi nel nostro break pubblicitario continuavamo a parlare delle code di sirena, vero ragazze? Certo. Allora, siccome io sono rimasta affascinata, ho visto anche le foto, sono bellissime queste code di sirene con le quali potete nuotare in piscina. Chi volesse acquistarle? Vedi che anche Denise è interessata, ecco. Se le volessero visionare o le volessero acquistare, dove lo possono trovare?
Sulla nostra pagina Facebook, dove noi facciamo sia cosplay che comunque code da sirena su richiesta. Che si chiama? Atelier Seridian. Seridian. E Seridian è un nome molto particolare, vero Nicole? Che cosa Sì. rappresenta? Ok, rappresenta il nome del regno da cui provengono i nostri personaggi. Noi abbiamo creato una storia con cui giochiamo di ruolo e il mio personaggio è il re di un regno, mentre lei è la figlia adottiva di un villaggio sui confini che è stato distrutto. E il mio personaggio ha praticamente adottato il suo. E il regno dove si svolge tutto questo si chiama Seridian. Seridian, va bene. Scusami, prego. Marketing parlando, non potevano trovare un nome meno difficile, perché voglio dire, non se lo ricorda nessuno. Poteva il regno di Oz, Il che se lo regno ricorda di Oz, tu. No, cioè, Seridian. Però questo non ce l'ha nessuno, quindi. Vabbè. Dian. Allora, io sono qua con Matteo che ci deve lasciare perché devi andare via? Sì, questa sera... Pubblicità. Spazio pubblicità. Questa sera c'è l'orchestra Alto Gradimento che suona qui a Cusano, a 6 minuti di macchina da qui, per passare una serata a mangiare costicine, quello che c'è, frico, e con un po' di musica varia. Spero che sia al coperto. Sì, è al coperto, infatti siamo i primi. Eravamo qua all'ingresso prima del centro commerciale e dal nord-est sta arrivando non proprio il sole d'estate, stupendo, no? speriamo bene. Sta arrivando Thor con i suoi fulmini? Può essere che arrivino i fulmini da Thorn. Da Thorn? Sempre quello di Beautiful. Thorn, quello di Beautiful. Vedo Omar Battiston impegnato a cercare un'ennesima poesia. Ecco. E Non allora, sapendo leggere vado in difficoltà. ringraziamo Matteo che è venuto Grazie a trovarci, a voi. lo lasciamo andare, grazie, un applauso a Matteo. Invece Eleonora rimane con noi perché in chiusura avremo il suo nuovo video della nuova canzone che è molto bella, e quindi Eleonora l'abbiamo inchiodata alla sedia, lei vorrebbe alzarsi ma non può perché, vero, durante la pubblicità l'abbiamo inchiodata. Allora, andiamo da Omar perché momento poesia, ce l'hai già? Ce l'ho già. Ce l'hai già, Tanti anni. la poesia intendevo. Sì, mi è caduta. Ti è caduta sotto Ho la visto sedia. La magia, scusate. Ecco, scusate le spalle. Cultura sotto la suola delle scarpe? Allora, Nel mio caso sì. una poesia. La leggo rapidamente perché è lunghina, quindi andrò Sì. rapido. È un inedito. Sì, E più che una poesia è una filastrocca per sorridere. sì, E visto che ci avviciniamo alle finali di Coppa Italia di e Champions League. si intitola La finale di Coppa. La finale di Coppa, che non è il gelato Coppa del nonno, ma la E Coppa. neanche la Coppa dell'Oio. Neanche la Coppa dell'Oio, ma è la Coppa. Non è neanche la Coppa, la Coppa. È una Coppa. No, non è la Coppa. Coppa o Socol, no. Coppa o Socol, no, neanche No, quella. non neanche in quel caso. Non è l'insaccato, nemmeno Che quella. quella è buona. Neanche la Coppa qua dietro. Neanche, no. neanche questa, niente. È la Coppa. Sì. È la Coppa Somare e Coppa Sopale? Questa è la più bella di tutte. Noi ci siamo barcamenati un minuto, ma tu hai risolto tutto. Volevamo ringraziarti a nome nostro e di tutti i nostri telespettatori. Vado? Prego. La finale di Coppa. Oggi va in onda la grande finale. Amore, mi porti al centro commerciale? La guardo con occhi assai spalancati, come civetta dei cartoni animati. Ora la mia testa cerca una scusa senza che ella rimanga delusa. Sai, non sto molto bene, mi duole la schiena, qui sopra il rene. Sei sempre così, ci vado da sola. Chiedimi qualcosa sotto le lenzuola. Porcaccia ladra, per questa partita mi perderò una notte proibita. Così se ne esce sbattendo la porta e con tutto ciò che questo comporta. Pazienza, fra poco c'è il grande scontro, i nemici di sempre abbiamo contro. Controllo nel frigo se c'è della birra, come Re Maggio con la sua mirra. Metto una pizza nel microonde, ma per cucina tanfo diffonde. Ma si può essere più deficiente? Non ho tolto custodia trasparente. Pulisco in fretta e comincia partita. Mi apro una birra e mi taglio le dita. Grido fors'anche per un poco sfogarmi e corro in bagno per medicarmi. Prendo cotone, disinfettante. Come brucia! È penetrante. Con fasciatura intorno alla mano torno veloce sul mio divano e vedo in alto il risultato. Porca miseria, ci hanno segnato. Nel mentre impreco in mezzo alla sala, all'improvviso il buio si cala. Che mi prendesse un accidente, ora è saltata pure corrente.
Scendo all'oscuro verso il garage e mi trasformo in decoupage. Sono caduto, lungo disteso, rimanendo forse anche un poco offeso. Mi alzo e mi duole pure adduttore, ma raggiungo infine il contatore. Ma è tutto a posto, non vedo problema. È stato l'Enel e giù anatema. Torno al buio davanti a TV, dammi una mano, buon Gesù. 10 minuti, torna la luce ed il mio sguardo è ancora più truce. No, non può essere vero, perdiamo già per 2-0. Di imprecazioni riempio l'ambiente e squilla telefono impertinente. Non trovo portatile nella saletta, allora rispondo da cameretta. È la mia mamma con i suoi racconti sulla vicina e i suoi affronti. Un quarto d'ora per liberarmi delle sue storie, dei suoi allarmi. Mi verso la birra nel mio bicchiere e mi torno ancora di nuovo a sedere. Butto lo sguardo alla situazione mentre ci segnano su punizione. Sul 3-0 sconforto mi coglie e questa sera non trombo neanche mia moglie. Bellissima, bravissimo Omar. Io ritengo che sia una storia vera, non sia frutto di fantasia. Io solo storie vere. Ecco, sono solo storie vere, che non sia frutto di fantasia tutto ciò, perché sua moglie è qua, che gira nel centro commerciale. Copa Somare, sì. Esatto, e quindi penso, dunque una finale che la Juve ha perso 3-0, aspetta. Non mi ricordo. Non te lo ricordi? Non parlo neanche tua lingua, io non so. Tu non parli neanche mia lingua, no? Allora, andiamo a vedere a ricapitolare i finali ovviamente per quanto riguarda la Serie A. Ricordiamo che oggi si giocava la 36esima giornata per quanto riguarda appunto il campionato di Serie A, mancano 2 partite alla fine. Partite giocate oggi pomeriggio ovviamente, a mezzogiorno e mezza l'Inter ha perso in casa col Sassuolo per 2-1, Sampdoria-Chievo 1-1, Cagliari-Empoli 3-2, Palermo-Genoa 1-0, a Torino il Napoli sconfigge il Torino per 5-0, a Bologna 5-0, Bologna-Pescara 3-1, Crotone-Udinese 1-0. Per quanto riguarda, ricordiamo, in Lega Pro si sta giocando la prima partita dei play-off, andiamo subito a vedere ciò che sta succedendo. Ricordiamo che il Pordenone comincia alle ore 18 allo stadio Bottecchia. Giocata ieri, il Gubbio perde in casa con la San Benedettese e quindi è fuori dai play-off. Incredibilmente oggi pomeriggio alle 14:30 il Padova ha perso in casa con l'Albino Leffe per 3-1 e quindi anche il Padova è fuori dai play-off. In questo momento si sta giocando a Reggio Emilia, Reggiana Feralpi Salò. Il Feralpi Salò è in vantaggio per 2-1 sulla Reggiana, e mentre ricordo ancora che questa sera alle ore 18, tra un'ora e 20 più o meno, un'ora e 40 scusatemi, al Bottecchia comincia Pordenone-Bassano, partita molto importante. Ricordiamo anche questo, che il Pordenone, essendo arrivato più in alto del Bassano in classifica, ha 2 risultati a disposizione su 3, ovvero sia può pareggiare o vincere. L'unica soluzione per il Bassano di passare il turno è quella di vincere a Pordenone e quindi sbancare il Bottecchia. Allora, ad esempio, tu vai al Bottecchia dopo? Oggi non riesco. Oggi ha altri impegni. Che impegni hai che non puoi andare a Bottecchia? Devo andare a festeggiare la mia mamma. Deve andare a festeggiare dalla mamma? Questa è tirata proprio con le unghie, sentita. Però dovevo andare quando aveva vinto 6-0. 6-0? Col Bassano era? Dovevo andare. Vedi? Se ci andavi ci vedevamo, perché io ero a vedere quella partita. Io dovevo andare, ma poi ho avuto un impegno. Hai avuto un impegno? Sì. Ma che ragazza impegnata che sei, tu non vai mai a sostenere la squadra della nostra provincia. L'università. L'università? Alle 8:15 la sera? Studio. Ah, studi, scusami. Tu ad esempio, sei mai andato a vedere il Pordenone quest'anno? No, pensavo sei mai andato all'università. No, lascia stare quello. Sì, ma sei andato all'università tu? Sì, ma poi mi hanno mandato fuori. Ti hanno mandato fuori, sì. Perché avevano già quelli delle pulizie, erano a posto. Avevano già quelli delle pulizie. Non appalto, non riuscivo no, ma a tu entrare. quest'anno sei mai andato a vedere una partita alla Bottecchia? Dico una bugia perché nessuno tanto può indagare, o dico la verità? No, non sono mai andato. Non sei mai andato. No, ma quest'anno sono state delle partite abbastanza interessanti, devo dire. Speriamo che il Pordenone riesca a fare più strada possibile nei play-off, anche se si sa che va su solo una su 27 squadre che partecipano ai play-off, quindi è veramente una cosa incredibile. Ripetiamo, più tardi vedremo quello che succede. Denise, tu sei mai andata a vedere il Pordenone quest'anno? Onestamente no. Ecco, Megan? Megan, meglio che non veda palloni. Pensa che bello mandare Megan in campo al Bottecchia. Pensa che bello sarebbe. No, Megan è il classico cane da film, sì. Palloni e bambini, lasciar stare. Ah, lei invece gli piace vedere i film? No, lei vorrebbe entrare in campo con loro. Ah, vorrebbe entrare in campo con loro. E poi non la fermiamo più però, Guarda, chiaro?
Ma secondo te lei sarebbe più attaccante, centrocampista o difensore? Penso attaccante. Sì, con quegli occhietti lì, vero amore? Guardala. Vero Meghan? Vero? Ecco, come scusa? Ecco, una bella leccatina. È affettuosa. È molto affettuosa, sì. Sarei anch'io affettuoso con te, non so come mai, ma mi viene così spontaneo dal cuore, sai? Cosa c'è? È arrivato Edo, dimmi, no? Lucia, prendi il microfono, è arrivato Edo del Buon Gustaio, buon pomeriggio Edo. Ti abbiamo fatto 1000 sguardi, 1000 facce. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ero impegnato con me. Ho visto che lei mi guardava, ho detto vabbè lasciamo perdere perché tanto lui sta parlando di sport, noi dobbiamo fare... Noi parlavamo delle cose nostre. Noi dobbiamo fare altro perché dobbiamo presentare... Allora, tieni tu il microfono. Grazie. Abbiamo girato una pizza speciale questa settimana qua a Fiume Veneto, dedicata ovviamente alle mamme. E sentirete adesso che vedremo che pizza del Meghan. Guarda che sono i fratelli e sorelle di Meghan in televisione da Treviso. E tu dicevi che volevi dire delle cose che ho detto no, ce le dici in diretta direttamente dal Gran Fiume. Allora, cosa volevi dirci e poi vediamo la pizza del mese? No, vi spiego più o meno perché abbiamo scelto intanto la pizza che ha forma di cuore per la mamma, perché si dice sempre cuore di mamma, con i colori rosso che vuol dire amore, sì. Bianco che è la purezza dell'amore che le mamme mostrano ai loro figli, e verde? E il verde è la speranza che i figli debbano sempre amare le proprie mamme, perché si dice sempre il cuore di mamma ce n'è una sola e spero che sia sempre così per tutti, insomma. È bella come spiegazione questa. No, perché poi se ne parlava e io ti avevo dato le spiegazioni dei colori della bandiera italiana, che il rosso non era una cosa molto bella, no? Vabbè, lasciamo stare il motivo del rosso della bandiera italiana. Allora io direi con Edo qua, vediamo la pizza che gli amici del Buon Gustaio, che vi ricordiamo si trovano qua a Fiume Veneto, ovviamente sede centrale, a Brugnera, ad Azzano Decimo, la pizza dedicata a tutte le mamme. Prego regia. E grazie Giovanni per la linea, eccoci qui al Buon Gustaio, la filiale, anzi la sede di Fiume Veneto, insieme al nostro capo Edo. Grazie. E al nostro pizzaiolo Giovanni. Buonasera a tutti. Bene, allora oggi festa della mamma, abbiamo deciso di dedicare la pizza giustamente alle mamme. E Giovanni, prego, spiegaci. Ok, adesso vado a mettere il pomodoro sulla pizza a forma di cuore. Ecco, quindi il formato speciale a forma di cuore intanto. Esatto. Mettiamo bene la salsa ovunque. Ti va bene Edo? Sì. Mettiamo la mozzarella di bufala. Di buona qualità, mi raccomando. Campana. Esatto, Edo, campana. Là. Una quantità sufficiente. Ecco qua. Ok, e adesso andiamo a infornarla. Allora, sì, mettiamo i ciliegini. Ah, scusa, sei qua. Sono qua. Mettiamo i ciliegini messi bene perché è una bella coreografia. Eccola. Poi chi ne ha più ne mette. E voilà, guarda che belli. Che belli. Un cuore di mamma. E non è finita qui. Fogliettini di basilico. Ecco qua. Una qui, mettiamo, e un'altra al centro. Ecco qua. Questa è la bella pizza che dedichiamo a tutte le mamme, perché le cose che devo dire le dirò in diretta. Va bene, taglia perché in diretta siamo già. Lui non me lo vuole far dire adesso, non so. Perché domani, vabbè dai, niente.
Ve le dico, le dici tra poco perché... Te le darò tra poco, dai. La dette prima, Sì. sono arrivato, ma non importa. Vabbè, dai, comunque non fa niente, dai. Comunque questa è una bella pizza che dedichiamo a tutte le mamme, va bene? Da parte del Buon Gustaio di Fiume Veneto, con le sedi ad Azzano X e Bruniera. E Fiume Veneto. Fiume Veneto, la sede principale, dove sta è venuta a rincorrerci la grande Mara. Vi vado a perdere la pizza della mamma. A meglio presentatrice del Triveneto, no? Grazie. Accompagnata dall'operatore grande Gipi. Bravo. E saluto tutti quelli dello studio, anche a Carlo che purtroppo so che non sta andando bene. Lo vediamo domani questo. Sì, si riprende, Carlo. Vorrei ricordare le promozioni. Colgo la palla al balzo per ricordarvi le promozioni che è valida fino al 30 di giugno, sempre qui al Buon Gustaio, dove potrete avere delle buonissime nuggets con bibita più una sorpresa solo 5,40 €, oppure se siete fan del club sandwich come me, club sandwich più porzioni di patate dippers, che sono quelle con la buccia, una cottura particolare, sono squisiti a solo 7,50 €. Quindi se vi è venuto un languorino da questa mia splendida descrizione, chiamate Buon Gustaio. Ringraziamo anche Giova che ci ha fatto questa bella di niente, tranquilli. pizzaiolo. Il nostro grande pizzaiolo di Fiume Veneto. Oh, devo dire la pizza era buonissima. Un applauso agli amici del Buon Gustaio. Grazie. Perché io Sonia, aspetta, dov'è la telecamera? Carlo? Lui è il degustatore ufficiale insieme alla Mara. Ecco, purtroppo. Carlo? Come purtroppo? Carlo? Gli altri. Io la pizza me la sono mangiata, tu no, neanche lei, io sì. Io anche. Gli facciamo gli auguri a Carlo, Sì, facciamo gli sappiamo auguri che a- oggi non è qua e lo ringraziamo sempre della sua buona collaborazione sportiva. Assolutamente, ma si rimette in fretta perché è di una pasta dura. Noi prendiamo la fornitura e gli arredamenti di legno massiccio e Carlo è un massiccio. Carlo è un massiccio. Vi ringrazio a tutti, saluto di nuovo tutte le mamme e Tele Pordenone che ci dà sempre questa opportunità di far conoscere sempre meglio i nostri prodotti e auguri a tutti e buona continuazione. Grazie mille Edo, grazie, Ciao, vi Edo, ricordiamo grazie. Buon Gustaio, Fiume Veneto, Azzano X e Bruniera, grazie. Allora io vado dalla Denise perché siamo più o meno in chiusura, c'è anche Megan qua con noi. Allora Denise, tu volevi salutare il tuo gruppo? Io ne approfitto per salutare il mio gruppo, Cristiano, Edoardo e Marco, che sono con noi alla squadra cinofila. Che hanno anche loro i cani? Certo. E i cani? Salutiamo anche i cani, scusa. Sono 2 golden Sì, e Labrador. E 2 Labrador. bellissimi. Quindi avete 3 golden e un labrador. No, il contrario. 2 e 2. 2 e 2, 2 golden e 2 labrador. Guardate che bella. Me la impresti un paio di giorni? No, mi dispiace, non si può perché- fare. Lo so, perché è troppo carina, è troppo simpatica. Siamo un'unica cosa, pacchetto completo. Quindi tu dormi anche con lei, sì. Lei è la mia ombra. Lei è la però tua ombra. sì. Ma dorme sul letto o sotto il letto con te? Sul letto C'è sarebbe- mia mamma che mi guarda Sì. e la versione ufficiale è nella cuccia. Nella cuccia, in realtà nottetempo. No. No. No, mamma dorme Mamma nella no, cuccia. Dorme nella cuccia. Tu chiudi la porta a chiave o dormi con la porta aperta? No, in realtà la socchiudo e basta. La non- socchiudi, quindi eventualmente sì. la mamma può entrare a dare No, una- ma dorme nella cuccia. Mamma dorme nella Ecco, cuccia. mamma dorme nella cuccia. E auguri, ne approfitto. Auguri mamma. Auguri ovviamente alla mamma. Facciamo un giro di saluti. Dai il microfono a lei, ricorda l'appuntamento, così vediamo anche la schermata, Lucia, dell'appuntamento di domenica prossima. Domenica prossima appunto in Fiera Pordenone noi saremo lì e presenteremo una diretta radio con tutti i compagni dei cosplay. Quindi saluti a tutti, buona domenica. Ecco, ma Nicole e Denise, voi sarete vestite così o avrete... Michelle, scusami, qua con tutti sti nomi qua è un casino, Allora, sarete vestite da assassine o avrete qualche altro tipo Qualche arma in più. di cosplay? A me piange il cuore, ma io esattamente domenica inizio a lavorare il lavoro stagionale a Lignano, Sabbiadoro, e di conseguenza mi perdo la fiera e piango tanto. Ma eventualmente ti saresti vestita da? Da principessa Sirena avremmo fatto la coppiata delle 2 sorelle
e avremmo cantato sul palco come esibizione. Ma vi portavate eventualmente via una piscina di quelle portatili per sguazzare anche nell'acqua o no? No, fortunatamente queste dolci sirene, una volta sulla terra, si trasformano in umane. Quindi c'è la versione... Esatto. Che comunque camminano sempre con la coda da sirena? Ah no, e allora che sirene sono? Scusa, se non ha la coda... No, sono umane, si trasformano per combattere il male cantando. Le parrucche allora, pesano molto. Voi venite qua come assassine e poi però poi combattiamo andate a salvare cantando. l'umanità. È un lavoro duro, ma qualcuno lo deve fare. Omar Battiston è una non si dicotomia devono innamorare questa, di nessuno, no? se non si queste trasformano in onde del mare. Si vestono da assassine e poi però fanno le sirene che salvano il Meglio una mondo. lobotomia. Com'è? Meglio una dicotomia che una lobotomia. Assolutamente. Con Sonia Borgonovo avremo ancora occasione di vederci, ovviamente. Grazie a Sonia, grazie mille. Giada e Pamela le troviamo insieme a tante altre ragazze sabato prossimo all'Eurohotel di Maniago. Guarda che so tutto. Chi vuoi salutare? La mamma. Siamo in tema. Ecco la mamma. Pamela, tu chi vuoi salutare? Che mi uccido? Saluto i nonni a casa. I nonni, esatto. Ciao nonni di Pamela. L'appuntamento con voi è per sabato prossimo, ovviamente. A che ora? Dalle 21 più o meno? Sì. Ma se fare un saluto anch'io? Sì, madonna. Ad un tuo affezionato fan, il signor Ezio Pischiutta della ditta Fipe. Della ditta? Fipe, di Dignano. Ah beh, grazie. Grazie mille. Chiudiamo con Eleonora, di cui vedremo l'ultimo video. E in un minuto raccontaci la storia di questo video. Si intitola Io non mi fermo e rappresenta un po' la mia vita come la vita di tante persone, sempre molto frenetica, molto vivace e parla un po' del non fermarsi di fronte ai limiti, di fronte alle difficoltà, di andare oltre e di andare sempre avanti determinati verso i propri sogni e continuare a mantenerli vivi e con coraggio. Benissimo, vediamo il video per chiudere questo programma questa domenica. Prego regia. Ci pensi mai a cosa c'è al di là di una vertigine? Paura di cadere giù o voglia di salire un po' più su, ma c'è solo da scegliere se fermarsi lì o scommettere su di sé, e c'è ancora da crescere per guadagnarsi l'anima. Io non mi fermo mai, voglio infrangere tutti i limiti che ho e cancellare me, l'impossibile, se ogni vola un brivido. Io non mi fermo. Ci pensi mai a una realtà senza condizione libera, come se noi fossimo qui solo per diventare identici? Invece posso scegliere se confondermi o risplendere, se c'è ancora da vivere per dare un senso all'anima. Io non mi fermo mai, voglio infrangere tutti i limiti che ho e cancellare me, l'impossibile, se ogni vola un brivido. Io non mi fermo. Io non mi fermerò. Ci pensi mai all'immensità che si nasconde dentro l'anima? Io non mi fermo mai, voglio infrangere tutti i limiti che ho e cancellare me, l'impossibile, se ogni vola un brivido.
Ok, veramente brava Eleonora, complimenti. Pensa che è talmente bello questo pezzo che il cane si è un po' tranquillizzato, ha visto? Quindi è terapeutico. In chiusura, Omar Battiston, prego, grande Union Pasiano. Sì, volevo approfittare del mio incarico come delegato allo sport di Pasiano, perché negli ultimi 10 giorni sono successe tante piccole cosine. In primis l'Union Pasiano che si è salvato e rimane in eccellenza, dopodiché abbiamo il calcio a 5, la Stella d'Argento che passa alla Serie B. Poi abbiamo gli amatori calcio a 11, Azzanello che è arrivato terzo e Visinale che è arrivato primo e raggiungono in Serie A il Cecchini. Bene. Quindi durante il campionato ci sono 6 derby, bellissimo, non sia mai successo, e la pallavolo cecchinese che è arrivata in Serie D. Dopodiché una piccola soddisfazione personale di famiglia, perché questa mattina gli allievi regionali dei Falchi di Pasiano con una giornata d'anticipo hanno vinto il campionato, quindi adesso si giocheranno il triangolare per la Coppa Regione. Benissimo, Chiuso, grazie dove c'è mille. mio figlio portiere. Grazie mille, un applauso a Omar Battiston, grazie della tua partecipazione. E con Ovidio e gli amici di Extreme Car Audio vogliamo salutarvi, cara Mara, Mara cara. Grazie a tutti e buona serata a tutti quanti, vi aspettiamo a San Vito Tagliamento al nostro negozio. Esatto, Mara, ci vediamo domenica prossima. Non lo sappiamo. Seguite la nostra pagina Facebook e lo scoprirete. Esatto, grazie a tutti, ciao e a domenica, grazie, ciao.